Vada pure. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti in questa manifestazione, a questo evento, questa Digital Conference in cui si parlerà del codice di condotta per l'uso dei dati personali nel sistema sanitario regionale della Regione Veneto. Innanzitutto ringrazio e saluto tutti i relatori presenti che sono collegati, le autorità presenti, saluto l'assessore Lanzarina, il dottor Flor e il dottor Pietro Girardi, che poi è stato assieme con il dottor Margonari e la dottoressa Polito un po' l'artefice di tutto quanto sarà presentato in questa giornata. Trattare un po' di dati personali è un problema abbastanza complicato. Devo dire che tuttavia questo ha molta rilevanza. Noi medici abbiamo nel nostro DNA il problema del segreto professionale fin dal giuramento di Ippocrate, che è contenuto anche nel nostro codice deontologico e questo però qui si tratta di dati sanitari. I dati sanitari sono dati ultrasensibili. Voi pensate che impatto potrebbero avere solamente se questi fossero conosciuti o in ambito assicurativo o in ambito del lavoro. Per cui si tratta di aspetti che hanno una grande rilevanza e un grande impatto sociale. Oggi però parleremo e tratteremo un aspetto innovativo del codice. È stato elaborato un codice di condotta, elaborato dall'AS di Verona, che è stato condiviso dall'Ordine dei Medici e anche dai rappresentanti di cittadini. E per questo codice viene utilizzato per finalità didattiche e di pubblicazione. Questo codice rientra poi nel regolamento europeo che permette che ogni professione, ogni impresa possa adattare un codice di comportamento e di trattamento dei dati sanitari per le proprie specificità. In particolare, si sente bene? In particolare, in ambito, si sentono delle voci sappiamo che in videoconferenza non è sempre facile. Avremmo voluto fare questa manifestazione ospitandovi in questa meravigliosa città, non siamo in uno dei palazzi della Regione Veneto, purtroppo siamo in videoconferenza e questo presenta ovviamente delle difficoltà. Dicevo che per quanto riguarda, soprattutto in ambito sanitario, questi dati sono molto importanti, però vanno trattati, perché sono dati ultrasensibili, e vanno trattati in modo che le persone possano essere garantite nei loro diritti. Si tratta in definitiva di un codice che consente al medico di utilizzare dei dati sensibili attraverso dei sistemi informativi della ASL in modo tale che questi vengano pseudonimizzati o anonimizzati in modo tale da preservare la riservatezza della persona interessata. E questo dovrebbe anche sburocratizzare i tempi per quanto riguarda le autorizzazioni, perché noi sappiamo che comunque ogni dato ultrasensibile per essere trattato deve avere il consenso del paziente. In questo modo ci sarà un consenso a monte e i dati saranno elaborati da un sistema elettronico, da un sistema digitale, per cui non conosceranno i dati del paziente sia la persona interessata, ma neanche il medico. Devo dire infine che questo è il primo codice di condotta a livello non solo nazionale, ma credo anche a livello europeo. Bene, io direi che possiamo iniziare. Do la parola al dottor Pietro Girardi, che è il commissario della AS di Verona. Buongiorno a tutti e benvenuti, mi viene da dire, anche se lo possiamo utilizzare in modo un po' strano ancora questo termine, benvenuti a Venezia, ma benvenuti anche a Roma, perché l'aspetto principale, al di là di quello che già tutto quanto ha detto il dottor Noce, presidente dell'Ordine dei Medici a livello regionale di Rovigo, è il lavoro che è stato fatto insieme. Ecco, io mi sento soprattutto di dire questo, poi il Covid è arrivato anche dopo questa esperienza, ma ci ha aiutati ancora di più, paradossalmente, a lavorare insieme. Questo lavoro è stato fatto a quattro mani, è stato voluto anche in conseguenza di, come al solito,
qualche aspetto negativo, insomma, che si è presentato, ma gli aspetti negativi devono essere superati, bisogna migliorare le procedure. Quindi insieme a una nostra consulente bravissima, devo dire, da tempo abbiamo elaborato questo codice che ci permetterà di lavorare in garanzia di sicurezza, ma non solo lavorare noi, ma di tutelare soprattutto la sensibilità, perché anche di questo stiamo parlando, dei nostri assistiti. Ecco, il lavoro è stato fatto insieme al Tribunale del Malato, è stato fatto insieme alla Regione Veneto. Ringrazio l'assessore che ancora tanto tempo fa avevo informato della cosa e adesso siamo finalmente a poter celebrare questo evento. Ringrazio soprattutto l'autorità garante della privacy, perché come un po' i nostri servizi ispettivi, lo SPISO e così via, questa doppia funzione, sia quella ovviamente della verifica e del controllo, ma anche di accompagnare queste iniziative che sono, come garantendo un po' il parallelo che stavo facendo prima, anche di prevenzione, quindi di consulenza, anche la funzione che hanno, e davvero li ringrazio tanto per il supporto che ci hanno dato. Quindi grazie naturalmente, oltre alla parte politica della Regione, anche alla parte tecnica che in questo momento è rappresentata dal dottor Flor. Sono veramente soddisfatto di quello che siamo riusciti a fare in questo anno di lavoro, fondamentalmente, su questo codice. Grazie davvero di cuore. Grazie al dottor Girardi. Adesso, se vuol portare i suoi saluti e dici un po' la sua opinione sull'argomento, al dottor Luciano Flor, che è direttore generale dell'area sanità e sociale della Regione Veneto. Buongiorno, direttore. Buongiorno anche a voi. Buongiorno all'autorità garante che giustamente, come richiamato dal dottor Nardi, con la sua autorevole presenza legittima il nostro lavoro. Poi entriamo nel merito di quello che sarà l'applicazione di questa nuova e direi benvenuta operazione di sistematizzazione sul comportamento. Noi abbiamo bisogno di sapere come dobbiamo comportarci, cosa dobbiamo fare. È anche importante che lo facciamo tutti nello stesso modo, però, no? Perché la diversificazione sul comportamento e la variabilità del comportamento poi genera situazioni di incomprensione. I punti fermi li conosciamo da sempre, abbiamo sempre esigenze di poter utilizzare i dati. Se ci regolamentiamo come lo facciamo, io credo che siamo sulla strada per poterci confrontare, almeno sappiamo dove siamo certi di poter andare avanti, abbiamo aree dove possiamo migliorare e miglioreremo, ma codice di comportamento, questa regolamentazione dà l'idea dell'attenzione che c'è sul tema e che noi vogliamo che sia pubblica questa attenzione che noi abbiamo. Perché anche per scarsa informazione noi abbiamo cittadini che negano il consenso al trattamento dei loro dati. Guardate, molti lo fanno per scarsa informazione. Ora noi dobbiamo dare garanzia che il nostro comportamento è serio, trasparente, ma soprattutto a tutela e garanzia dei dati che non devono girare e che non devono essere non tanto resi pubblici, ma soprattutto utilizzati per fini non corretti. No? Questa è la cosa. E su questo io mi sento anche di spezzare una lancia, perché a volte noi utilizziamo i dati per fini molto corretti, nell'interesse del malato, ma a volte il medico deve anche forzare o rischiare un pochino anche sull'atteggiamento e il comportamento clinico, perché c'è di mezzo la salute di una persona. Ecco, vorrei che questo fosse compreso e anche valutato. Non abbiamo interesse a fare cose ben che trasparenti e ben che corrette con i dati. Noi abbiamo interesse a rispettare il diritto di riservatezza dei dati, ma anche a volte il diritto ad avere le migliori cure possibili. E questo pone un tema quando ci sono
pazienti che transitano da un settore assistenziale ad un altro. Il fascicolo sanitario elettronico è lo strumento che ci permetterà di superare, ma noi abbiamo gente che si rifiuta di dare il consenso al fascicolo sanitario elettronico. Io credo proprio per scarsa informazione. Quindi complimenti per il lavoro che va nella direzione di uniformare il nostro comportamento, adeguandolo ai diversi vincoli, ma soprattutto come messaggio di garanzia per i nostri cittadini, perché i nostri cittadini devono avere fiducia in noi, non speranza, fiducia, quindi ci devono fidare che noi non abbiamo nessuna intenzione né di imbrogliare né di fare cose men che corrette, insomma, assolutamente. Quindi assolutamente con l'augurio di far sì che questo codice possa proprio aprire una strada a un uniforme comportamento dei professionisti e ristabilire anche un clima di serenità su queste continue ipotesi di violazione o di utilizzo improprio, guardate, che non caratterizzano il mondo sanitario. Possono caratterizzare il singolo individuo, ma il mondo sanitario è un tema su questo molto accorto, molto attento, e noi faremo in modo che lo sia ancora di più attraverso questi strumenti di regolamentazione. Grazie, complimenti per il lavoro e buona giornata. Non ti sentiamo, Presidente. L'audio, ecco, grazie direttore, grazie soprattutto per aver ricordato il rapporto di fiducia che deve esserci fra i cittadini e il mondo della sanità, che vuol dire un rapporto di fiducia con la scienza in modo particolare, anche per aver ricordato i diritti dei cittadini che ovviamente non devono vedersi riconosciuti in pubblicazioni o in corsi di aggiornamento che poi magari vengono poi trasmessi sui social, è una cosa molto importante. Grazie, passerei la parola adesso, grazie all'assessore Emanuela Lanzarin, assessore alla sanità della Regione Veneto, che ci onora della sua presenza, e le darei subito la parola per il suo intervento e i suoi saluti. Sì, buongiorno a tutti. Io molto volentieri porto i saluti della Regione Veneto, del Presidente Zaia a questo importante momento, un importante momento di presentazione ma anche di confronto, un momento insomma credo molto atteso, dove c'è stato un lavoro a più mani, come è stato detto anche da chi mi ha preceduto, un lavoro che ha visto coinvolto effettivamente tutte le parti del sistema sanitario, e quindi l'Ordine dei Medici, il Tribunale del Malato, l'USL Nove Scaligera. Ringrazio il commissario Girardi per questo anno e più di lavoro, questa dimostrazione anche, permettetemi, che nonostante insomma questo sia stato per tutti noi un anno molto difficile, un anno molto intenso, un anno in cui siamo stati tutti e siamo tuttora tutti sotto pressione, siamo riusciti però anche a continuare in quella che sono le normali, le programmazioni, le pianificazioni. E sicuramente quando parliamo di dati, di tutela dei dati sensibili, quando parliamo di tutela del sistema e tutela del paziente, che è fondamentale per noi, è molto importante che ci siano gli strumenti che permettono questo. Questo codice di condotta, che mi risulta essere uno dei primi sicuramente a livello nazionale, ma credo anche forse a livello europeo, aprirà la strada a tutta una serie, io credo, insomma, di ragionamenti, proprio nell'ottica di poter in tranquillità, trasparenza e serenità utilizzare i dati dei pazienti per i fini che sono stati prima citati, ma anche di continuare a implementare quella che è la qualità dei servizi all'utenza finale, ai cittadini, ai pazienti finali. Il mondo del trattamento dei dati, il mondo della privacy, ringrazio anche il Garante insomma per il supporto, perché so che è un lavoro a più mani, quindi anche con gli enti regolatori, ed è corretto e giusto che sia così. Il problema dei dati sensibili e soprattutto in campo sanitario credo che sia un problema molto importante, un problema che avremo sempre di più anche nel futuro.
questa pandemia ci ha anche aiutato e ci ha aperto dei mondi nuovi che sono sicuramente quelli legati alle tecnologie, quelli legati insomma ad altri sistemi anche di approccio, e anche in questo caso avere una regolamentazione per quanto riguarda i dati sensibili diventa fondamentale, sempre e con un'unica ottica, quella della tutela dei sistemi, principalmente nella trasparenza dei lavori che vengono fatti, ma soprattutto nella tutela dei nostri assistiti, dei nostri pazienti, che diventa fondamentale. Quindi io non posso che ringraziare appunto tutti gli attori che in questo anno e più hanno lavorato, che sono arrivati oggi a questa presentazione, e mi auguro che effettivamente questo sia un inizio di un percorso per una regolamentazione, per una programmazione e pianificazione che veda sempre più insomma questi elementi come elementi caratterizzanti di quelle che sono poi le attività all'interno dei nostri sistemi sanitari. Ringrazio quindi nuovamente anch'io tutti oggi quelli che saranno i relatori dell'incontro di oggi e auguro una buona giornata e buon lavoro. Grazie Assessore, grazie per il suo intervento, per i suoi saluti. In modo particolare ringraziamo per quello che sta facendo tutta la Regione Veneto in questo momento difficile, momento di pandemia che ovviamente non è ancora passato. Speriamo che possa trovare presto una risoluzione. So che la Regione, come tutti quanti, ringrazio tutti i colleghi e tutto il personale sanitario ovviamente che sta impegnando in questa difficilissima battaglia. Direi che possiamo passare all'argomento all'ordine del giorno, e se è collegato il dottor Agostino Ghiglia, componente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, darei a lui la parola. Buongiorno dottore. Buongiorno. Buongiorno a tutti, un ringraziamento particolare alla Regione Veneto e, se mi consentite, all'assessore Emanuela Lanzarin, con cui ormai tanti anni fa ho condiviso un pezzo di percorso di vita alla Camera dei Deputati. Innanzitutto desidero complimentarmi con la Regione Veneto perché, come spesso accade peraltro, è stata tra le prime regioni ad attivarsi, in questo caso particolare la prima regione ad attivarsi per affrontare dei temi delicati, soprattutto in ambito sanitario. Con l'entrata in vigore del regolamento europeo è cambiata completamente l'impalcatura normativa, quindi viene lasciato molto più spazio all'autoresponsabilizzazione, l'ormai famoso, noto, non solo agli iniziati, il principio dell'accountability, e quindi il titolare del trattamento, in questo caso la Regione Veneto, diventa il protagonista assoluto, indiscusso, e diventa soprattutto il primo controllore di se stesso nella tutela dei dati personali dei cittadini. Quindi sarà il titolare a valutare per primo le conseguenze delle attività aziendali che possono coinvolgere i dati personali, e dovrà questo titolare, la Regione, avere piena consapevolezza di tutto ciò che avviene nella sua struttura. Anche il ruolo del garante in questi anni è cambiato, non è solo quello del regolatore e del controllore, ma noi siamo chiamati a incentivare, cosa che stiamo facendo anche grazie alla capacità, alla determinazione e alla grande mole di lavoro di cui si caricano i nostri uffici. Vorrei ringraziare tra tutti il dottor Modafferi, che è il nostro dirigente del Dipartimento Sanità e Ricerca dell'Autorità di Garanzia. E, come dicevo, noi siamo chiamati a incentivare gli strumenti di autoregolamentazione strettamente connessi al principio della accountability che citavo prima. Tra questi metodi di incentivazione c'è proprio l'articolo 40 dei codici di condotta. Il codice di condotta, che è stato approvato recentemente dal Garante, rappresenta uno dei provvedimenti più importanti, proprio perché il primo in questa materia, adottati dopo l'insediamento del nuovo collegio. Non mi soffermo sul caso concreto, verrà fatto molto bene dopo dai relatori che mi seguiranno, ma voglio sottolineare la proattività dell'azione regionale nell'affrontare una questione così concreta e metterla a sistema, non solo per evitare il ripetersi di errori, ma per regolamentare in maniera chiara pro futuro un trattamento dei dati di salute ai fini didattici e di pubblicazione scientifica.
Veniva prima detto dal direttore, dal dottor Flor, che quando si agisce, la sanità veneta, ma tutte le pubbliche amministrazioni, si agisce sempre e soltanto nell'interesse dei cittadini. Su questo non c'è dubbio, cioè sul principio di buona fede nessuno ha mai posto delle riserve nei confronti soprattutto delle pubbliche amministrazioni. Il tema però è un altro, è che dobbiamo cercare di crescere tutti assieme e di far crescere tutti assieme quella che spesso noi definiamo la cultura della privacy, che poi è la cultura della riservatezza dei dati, ma che diventa anche una tutela, in questo caso, ma anche nel nostro personale, nel nostro quotidiano, un'autotutela della nostra libertà. Perché il fatto di essere coscientemente padroni e titolari dei nostri dati diventa anche un fatto rispetto a tutte le sollecitazioni del mondo esterno di primaria importanza per la nostra libertà anche futura, perché ciò che scriviamo, leggiamo, pubblichiamo rimane, e prima che intervenga un garante a fartelo togliere magari passano anni. Questo capita per le pubbliche amministrazioni e per i singoli cittadini, quindi in questo nel principio, seguendo il principio di reale collaborazione tra istituzioni, come è avvenuto in questo caso, noi riusciamo a dare un miglior servizio non soltanto attraverso un codice di condotta, ma anche un miglior servizio attraverso la diffusione di una sensibilità nei confronti della privacy che deve essere un imperativo, un compito di ciascuno di noi. Il codice di condotta di cui si parla oggi è stato sottoposto a una consultazione preventiva nella fase di elaborazione del progetto, con i soggetti più rappresentativi delle categorie, i tribunali per i diritti del malato e dell'anziano, e con gli enti più rappresentativi delle categorie dei professionisti sanitari tenuti al segreto professionale. È il primo codice di condotta su trattamenti dati della salute in un ambito sanitario molto specifico, che è quello appunto, come abbiamo detto, dei dati della salute per fini didattici e per pubblicazione, ed è di estrema importanza anche da un punto di vista scientifico. Io questa parte appunto rinnovo le mie felicitazioni, i miei complimenti per essere stati degli apripista in questo settore come Regione Veneto, augurandomi che molti vi seguano, ecco, e che seguano il vostro esempio virtuoso. L'adozione di questo codice di condotta porterà ad un costante miglioramento della qualità dei servizi sanitari, a meno contenziosi, a servizi migliori, perché poi ovviamente si diffonderà anche in altri settori, non solo sanitari. Abbiamo dimostreremo, prima di tutto con questo codice, con tutto quello che ne deriverà, che è possibile fare una buona pubblica amministrazione anche essendo ligi e attenti ai diritti di riservatezza e dei dati dei cittadini, ed è per questo che questo codice in particolare in questo momento rappresenta una grande opportunità e non soltanto un gravame, come era vista una volta alla privacy, la tutela dei dati, la tutela della libertà dei cittadini. Grazie a tutti e complimenti agli uffici che hanno lavorato anche in maniera molto tempestiva e importante per rendere possibile questo primo risultato importante, che non è un risultato di nicchia, ma che, come dicevo, sarà apripista di tanti altri codici che miglioreranno il nostro quotidiano. Grazie dottor Ghiglia, grazie del suo intervento. La collaborazione con l'autorità del garante è stata molto proficua e grazie anche per tutto quello che ci è stato consigliato in questo periodo. È stato un percorso abbastanza lungo perché questo codice ha visto la sua luce dopo oltre un anno da quando è iniziato e si è sempre stato in collaborazione con i garanti e ringraziamo. Passerei adesso a dare la parola al dottor Franco Botteon, che è direttore dell'Avvocatura della Regione Veneto. Sì. Buongiorno a tutti, grazie all'autorità per la partecipazione a questa occasione di incontro, grazie alla Regione, all'assessore, alla Direzione Generale, all'USL che è stato il motore dell'iniziativa. A fini introduttivi
toccherei e butterei sul tavolo solo alcune parole chiave. A mio avviso, ecco, questo lavoro è caratterizzato, si può connotare come espressione di un dialogo. Dialogo tra sicuramente professionalità straordinarie come sono quelle della sanità, che in questo strumento trovano un completamento, un'espressione della loro estremamente vasta e importante responsabilità e ampiezza di intervento, che va dall'erogazione della prestazione sanitaria, attraverso cui si acquisiscono e si formano i dati sanitari, sono oggetto di quel trattamento che è regolamentato con questo codice. Dall'altro lato il mondo, la specializzazione, l'attenzione, la sempre più vasta area di impegno della professionalità del mondo della regolamentazione dei dati personali. Ecco, su questo secondo fronte devo dire che il lavoro che si nota, in particolare parlo in questa ottica dal punto di vista anche legale, in capo all'autorità di protezione dei dati personali, è veramente ciclopico, perché si tratta di un lavoro che si riversa su tutte le dimensioni collettive della società, anche scorrendo semplicemente gli ultimi provvedimenti dell'autorità, non solo quelli sanzionatori, ma anche quelli di indirizzo e di analisi e di elaborazione dei documenti, si vede come il trattamento dei dati sia una lente che si sovrappone a tutte le dimensioni dell'essere umano. L'ultima vicenda di cui, a mio avviso, in maniera anche a livello planetario, efficacemente e rappresentativamente l'autorità è intervenuta dimostrando l'esigenza di una presenza forte in termini di vigilanza e di poteri di intervento, che non devono essere, come giustamente è stato detto, uno strumento di rallentamento dell'attività, ma di guida e di indirizzo. Ecco, la vicenda della pubblicazione di video su un social che ha determinato non mere rappresentazioni virtuali sugli strumenti informatici, ma reali, drammatici eventi nella vita personale, ecco, dimostra come questo sia uno strumento, l'attenzione e la presenza di un'autorità su questo fronte sia un'esigenza estremamente forte. Ma questa presenza, questa competenza, questa professionalità si traduce sinteticamente nella costituzione, nell'esercizio di un'attività di un'autorità, si caratterizza proprio per la sua capacità di dialogare con tutte le componenti delle professionalità, delle attività, della manifestazione dell'essere umano. Ecco l'interlocutore che l'autorità in questa vicenda ha attivato e i protagonisti di questo dialogo, in questa vicenda, sono dall'altro lato appunto i protagonisti dell'attività medica che rispetto a questo codice, no, manifestano ancora una volta la loro assolutamente ammirevole e anche, devo dire, nell'ambito delle professionalità attraverso cui si esprime la capacità lavorativa dell'essere umano, è sicuramente peculiare. Cioè la loro attenzione, la loro esigenza di far fruttare l'attività svolta, che è un'attività impegnativa, estremamente responsabilizzante e stressante, a livello didattico e divulgativo in termini scientifici. Questa è una componente sicuramente ulteriore rispetto alla pura e semplice attività di prestazione sanitaria, ma è una pulsione, una componente dell'attività che si coglie come un'esigenza di completamento e di arricchimento
autoalimentazione proprio come componente imprescindibile per la migliore erogazione del servizio sanitario. E questo diciamo molto focalizzato strumento, il codice appunto di autoregolamentazione, apre una finestra su questo filone molto dettagliato, molto specifico, ma da questa finestra, che è quello appunto della didattica e della divulgazione scientifica, si vede un orizzonte estremamente ampio e importante, non in mero dettaglio, ma sicuramente aperto a tantissime manifestazioni dell'attività medica e dall'altro lato delle esigenze di protezione della persona fisica, come si dice giustamente ripetutamente nel codice, rispetto a possibili lesioni che nella già ribadita assoluta buona fede e determinazione a lavorare solo nell'interesse pubblico può capitare di produrre. Ecco, un elemento a mio avviso peculiare e importante è proprio anche dal punto di vista lessicale il fatto che il codice sottolinei la sua funzione di mobile, flessibile strumento di bilanciamento tra gli interessi che vengono in gioco nel rapporto appunto tra prestazione medica e persona fisica, che è la destinataria e beneficiaria dell'attività stessa, e dall'altro lato titolare di possibili interessi che possono essere colpiti da alcune componenti dell'attività. Ecco, giustamente si è sottolineato che la persona fisica possibile, bersaglio non volontario, ma a volte inevitabile di pregiudizio, rappresenta, esprime, raccoglie interessi di rilevante e imprescindibile importanza, ma questi vanno sicuramente comunque coniugati e bilanciati rispetto a contestuali, coordinati, fondamentali interessi di carattere pubblico. La divulgazione scientifica non può essere preclusa da una ossessiva protezione individuale, parcellizzata dei dati. A dire il vero, io credo che vada sottolineato il fatto che il primo beneficiario della diffusione di dati secondo le regole, che qui sono proprio concretizzate in prescrizioni, a mio avviso, apprezzabilmente puntuali, specifiche, dettagliate e operative, credo sia la persona fisica destinataria della prestazione sanitaria e quindi l'interessato rispetto ai dati che possono avere un rilievo a fini didattici e scientifici, avere interesse che ci sia la massima diffusione del dato stesso, perché questo è strumento imprescindibile per una evoluzione e miglioramento della prestazione. Quindi diciamo che siamo di fronte a una grande sfida, c'è la possibilità di lavorare partendo da uno strumento sicuramente focalizzato per estendere l'orizzonte a anche altre componenti, credo anche proprio dentro il mondo della sanità e della appunto erogazione di questo servizio. Molto importante il fatto che questo avvenga attraverso uno strumento proposto dagli operatori che sono i destinatari di questa regolamentazione. Questo dimostra che appunto la tendenziale repulsione verso l'introduzione di nuovi strumenti di regolamentazione può essere superata con la condivisione, e il mondo del trattamento dei dati, mi permetto di sottolinearlo dal punto di vista proprio giuridico e normativo, è in maniera assolutamente originale tutto incentrato o tantissimo incentrato sulla promozione degli strumenti di autoregolamentazione. È un fenomeno che non esiste per esempio nel mondo di altre attività, nel mondo per esempio dell'attività di contrattualistica pubblica, quindi di
realizzazione di interventi in campo ambientale, in campo edilizio. Ci possono essere, ci sono sicuramente strumenti di autoregolamentazione, ma una normativa come quella del codice delle tutele dei dati, che promuove ripetutamente, la parola è riscontrabile in più di qualche decina di norme, sistemi di autoregolamentazione, è manifestazione proprio della fiducia che il legislatore dà nella capacità, ecco, dei portatori di interesse di darsi una disciplina nell'ottica della tutela bilanciata degli interessi che vengono in gioco. Anch'io mi associo ovviamente all'augurio di un buon lavoro e un ringraziamento per l'ottimo lavoro fatto e per la collaborazione che si è consumata nel campo. Grazie al dottor Botteone, direttore dell'Avvocatura della Regione Veneto, e grazie soprattutto per aver ricordato due aspetti molto importanti. Il primo è quello della pericolosità dei social, che è un aspetto, noi tutti ci rendiamo conto che se magari prenotiamo, lo cerchiamo di prenotare tramite internet un albergo a Roma, e il giorno dopo ci arrivano 100 proposte di alberghi sulle prenotazioni per quel luogo. E effettivamente è anche perché siamo abbastanza in un mondo ormai globalizzato, siamo in un mondo in cui tra internet, social e via del genere, la privacy molte volte ha delle grosse lacune. E poi un altro aspetto fondamentale sui dati sanitari. È vero, i dati sanitari vengono raccolti per motivi di cura, per motivi di prevenzione, per motivi di riabilitazione, però questi dati possono essere molto importanti, anzi sono molto importanti, e costituiscono un elemento fondamentale per far progredire la cultura medica, per il confrontarsi nei convegni tra i professionisti e anche, in definitiva, anche per dare una migliore offerta poi in ambito sanitario. Grazie ancora. Se è in collegamento, io darei la parola al dottor Francesco Modafferi, dirigente del Dipartimento Sanità e Ricerca dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Colgo l'occasione per salutarlo, anche perché lui è stato nostro relatore all'ultimo convegno che abbiamo svolto a Cortina da un pezzo proprio sull'ICT e sulla privacy. Dottor Modafferi, se è in linea, le do la parola. Grazie. Grazie a lei. Grazie anche di questa citazione, di questo ricordo ante pandemia, sicuramente, come dire, contesto più semplice e più gradevole di quello di oggi. Beh, quello che ho ascoltato fino adesso potrei dire suona come musica alle mie orecchie di dirigente del Dipartimento Sanità e Ricerca e Realtà Pubbliche dell'Autorità. Così, diciamo, tanti dirigenti e anche amministratori di una regione importante come il Veneto, diciamo, coinvolti in una presentazione di un progetto, di un codice di condotta in materia di protezione dati, è sicuramente indirettamente un risultato, dal mio punto di vista, molto positivo. Si dice normalmente che le organizzazioni migliori sono quelle che sanno imparare dai propri errori, e io credo che la storia di questo codice possa anche essere raccontata così. È stato detto tra le righe, c'è un grande merito della Regione nell'aver elaborato questo codice. In qualche modo questo percorso è stato avviato, è stato la conseguenza, come potremmo dire, di un incidente di percorso. Cose che capitano, sono fisiologiche, incidente di percorso che in parte probabilmente anche causato da una non chiarezza delle regole che dovevano, diciamo, che dovevano essere seguite per fare attività di divulgazione scientifica, ma appunto aver saputo volgere un caso, diciamo così, critico in una occasione di miglioramento è senz'altro un'operazione molto importante e da sottolineare, e che è nell'ottica piena dell'attività anche di controllo. Anche se detto prima, l'autorità svolge un'attività di controllo e anche un'attività, definiamola, di consulenza. Bene, diciamo, queste due facce della mela non sono scollegate tra loro. Anche quando nelle situazioni più spiacevoli ci troviamo nella condizione così di dover applicare delle sanzioni, queste non sono mai fini a se stesse,
ma sono in realtà degli inviti a correggere la rotta, e quando il soggetto che in qualche modo è coinvolto in queste situazioni capisce il vero significato di questa attività e, come nel caso di cui parliamo oggi, elabora una strategia per uscire da quella situazione di difficoltà, credo che vada segnalato veramente positivamente a tutti gli altri come un esempio. La trasformazione digitale della sanità è, potremmo dire, un cambiamento forzato in questo periodo della pandemia. Tanti processi che in qualche modo negli anni scorsi forse non hanno proceduto con la giusta velocità sono stati, come dire, sono stati portati avanti a tappe forzate, perché la situazione ha imposto in certi casi anche l'adozione di queste soluzioni. Però è un cambiamento inevitabile, e direi anche che è un cambiamento atteso. Quando parliamo del fascicolo sanitario elettronico, parliamo della telemedicina, parliamo della medicina di iniziativa, della medicina predittiva, parliamo di modi tecnologicamente avanzati per raggiungere di fatto due obiettivi. Da una parte assicurare una cura adeguata ai bisogni di una popolazione come quella italiana, peraltro che è una popolazione che, come sappiamo, ha un'età media molto avanzata, e quindi diciamo che dal punto di vista della cura, almeno a partire da una certa età in avanti, ha molto bisogno di assistenza. Ma dall'altra, proprio per le caratteristiche proprie che sono il punto di forza del nostro sistema sanitario, abbiamo bisogno anche di un sistema sanitario che sia sostenibile economicamente, e questa sostenibilità è minacciata anch'essa da questa evoluzione demografica. Più persone anziane fanno sì che diminuisce la base di una piramide che vorrebbe appunto nella propria base le persone che con il proprio lavoro e i propri contributi alimentano e sostengono lo strumento sanitario. L'innovazione tecnologica quindi in molti casi appunto è una necessità, da questo punto di vista è una necessità, ma è anche appunto molto attesa, ed è spesso presentata con una faccia, diciamo, viene sempre presentata nella sua dimensione più positiva, o la faccia più dorata, diciamo, di questa medaglia. Ed ha molti sponsor, ha sponsor politici, perché l'innovazione tecnologica consente di raggiungere dei risultati, andare incontro ai bisogni dei cittadini anche in tempi molto più brevi di quanto non possa consentire l'organizzazione tradizionale della sanità. Ha sponsor amministrativi, perché spesso la tecnologia consente benefici anche dal punto di vista dei costi, di gestione di tanti servizi e di erogazione di tanti servizi. E ha sponsor anche di tipo economico, perché, come dire, oggi l'innovazione tecnologica rappresenta dal punto di vista economico sicuramente l'elemento di maggior interesse per gli investimenti privati. Quindi, insomma, le spinte all'innovazione sono tante, sono forti e sono diverse. Il ruolo della protezione dei dati in questo ambito non è quello di frenare l'evoluzione tecnologica, anzi, ma è il ruolo di introdurre un elemento di attenzione ai rischi. L'evoluzione tecnologica comporta inevitabilmente dei rischi, trattamenti di dati sempre più automatizzati, analisi di questi dati possono comportare rischi non solo nella prospettiva, diciamo, della lesione della riservatezza. Certo, i dati sulla salute sono dati per loro natura intrinsecamente riservati, e la loro diffusione produce danni o può produrre danni molto importanti alle persone. Ma ancora di più, proprio in questa dimensione sempre più evoluta ma prossima dei sistemi sanitari tecnologicamente avanzati, dobbiamo assicurarci anche che nella prospettiva più generale il trattamento di questi dati non vada a incidere sui diritti e sulle libertà delle persone. Un trattamento che non sia ben valutato e i cui rischi non siano stati ben considerati potrebbe produrre danni anche in termini di esclusione
di alcune persone dall'accesso a certe cure o danni di tipo discriminatorio. Quindi, come dire, i profili di rischio sono molto elevati. La protezione dei dati si pone quindi come una condizione di questo processo. Ecco, quindi è sbagliato pensare alla protezione dei dati come a un insieme di regole che noi dobbiamo in qualche modo appiccicare come un'etichetta sopra un sistema tecnologico, ma dobbiamo immaginarla come un elemento intrinseco della progettazione di un sistema. Per questo noi diciamo nella disciplina di protezione dei dati, noi parliamo di privacy by design. Nel momento in cui si concepisce un sistema, si pensa a una soluzione tecnologicamente avanzata per soddisfare i bisogni, in questo caso di salute dei cittadini, bisogna farlo tenendo presente dall'inizio la protezione dei dati e individuando tutte quelle misure che vadano incontro a quello che voi stessi avete rimarcato essere un elemento fondamentale, la fiducia. Si è parlato negli interventi prima di me di due aspetti. Si è detto molti cittadini a volte non danno il consenso al trattamento, penso per esempio al caso del fascicolo sanitario elettronico, per scarsa informazione, è stato detto. Se il cittadino non è informato bene e adeguatamente sul trattamento, questa è una responsabilità del titolare del trattamento. Quindi se noi abbiamo la percezione che i cittadini siano scarsamente informati e riteniamo come è il fascicolo sanitario elettronico senz'altro un'infrastruttura irrinunciabile, oggi come oggi, delle cure delle persone, bisogna puntare sull'informazione dei cittadini. In questo senso, per esempio, al tavolo di adeguamento delle regole sul fascicolo sanitario elettronico al quale l'autorità partecipa insieme al Ministero, insieme alle regioni, si sta mettendo a punto una campagna informativa a livello nazionale sul fascicolo sanitario elettronico. Le persone devono essere informate, perché il cittadino non informato è anche un cittadino che può essere facilmente strumentalizzato da chi in un senso o nell'altro vuole remare contro l'innovazione. Quindi l'informazione, la trasparenza, e la trasparenza, prima ancora di essere un valore dal punto di vista amministrativo, oggi parliamo tanto di trasparenza della pubblica amministrazione, è un principio di protezione dei dati personali. Quindi la trasparenza del trattamento è essenziale. Trasparenza del trattamento significa rendere le persone informate e consapevoli di ciò che si fa con i loro dati. E questo serve a meritare la fiducia. La parola fiducia, il termine fiducia si associa con il verbo meritare. Meritare significa che se una persona non mi dà fiducia, io non me la devo prendere con lui perché non ha fiducia in me. Devo pensare perché non ha fiducia in me, devo essere autocritico e devo fare io uno sforzo per meritare la sua fiducia. Bene, ci sono due aspetti che dobbiamo tenere in considerazione quando portiamo avanti questi progetti. Il primo è quello delle basi giuridiche del trattamento. Basi giuridiche del trattamento che devono essere chiare, definite. Quando parliamo di trattamento in ambito pubblico, quasi sempre la base giuridica del trattamento la dobbiamo rinvenire in una norma di legge. Questo è un percorso che anche con la Regione Veneto, come dire, sui quali ci siamo confrontati anche su diversi altri tavoli. Quindi quando si ritiene di dover fare certe scelte, il primo aspetto è definire, verificare se esiste, perché non è che ogni volta bisogna fare una norma di legge, siamo un paese da questo punto di vista spesso anche troppo ricco di norme, ma se vogliamo fare qualcosa di innovativo che non era previsto prima, la prima domanda che ci dobbiamo porre è se per caso c'è bisogno di una norma e questa norma come deve essere fatta. Il secondo step è quello della tecnologia. Quando parliamo di tecnologia c'è una funzione, la tecnologia ha una funzione, si dice, di frizione informazionale. In che senso? La tecnologia può consentire di condividere più efficacemente i dati, ma allo stesso tempo può consentire di poterli condividere in modo più sicuro. Ecco, quindi noi la tecnologia la dobbiamo sapere utilizzare in tutte e due le dimensioni. Quindi sì, maggiore e più facile condivisione dei dati, analisi dei dati, ma allo stesso tempo maggiore protezione dei dati.
Il regolamento della protezione europea in materia di protezione dei dati, per esempio, spinge molto sul tema della pseudonimizzazione dei dati. I dati non devono, come dire, girare, stare all'interno di banche dati così delicate come quelle sanitarie, in maniera da essere immediatamente intellegibili a chiunque, laddove dovesse verificarsi qualcosa di inaspettato, di un attacco o anche semplicemente un accesso non autorizzato. E dobbiamo quindi cominciare sempre di più a capire che è in un sistema in cui i dati sulla salute sono sempre più condivisi, sempre più analizzati, questi dati vanno protetti meglio, le tecniche di pseudonimizzazione sono un elemento importante. Come Dipartimento, da questo punto di vista, stiamo, come dire, collaborando, stiamo spingendo molto il tema della pseudonimizzazione, in particolare con riferimento a una delle principali banche dati nazionali, che è quella detenuta dall'Istat, che detiene informazioni, un'enorme quantità di informazioni di tutti i cittadini italiani, e vorremmo, portando avanti questo progetto con l'Istat, individuare un percorso da indicare agli altri attori del settore pubblico come un percorso, diciamo così, virtuoso, un po' come si è fatto adesso con il tema, diciamo, del codice di condotta, per migliorare la sicurezza dei sistemi informativi pubblici. Chiudo dicendo che in tutto questo, nel titolo del mio intervento, si faceva riferimento al DPO. Il ruolo del DPO in questo scenario è ovviamente un ruolo importante. Il responsabile della protezione dati è un soggetto che ha un triplice fronte a cui deve fare riferimento: il titolare del trattamento, a cui deve fornire consulenza, il cittadino, di cui rappresenta, come dire, l'interfaccia, quindi il cittadino che ha bisogno di interagire con il titolare del trattamento deve poter trovare nel responsabile della protezione dati una persona che è in grado di aiutarlo nella soluzione del problema che lui, a torto o a ragione, ritiene di avere con il suo trattamento. E il terzo elemento è il garante. Il responsabile della protezione dati è un elemento di riferimento, è il punto di contatto dell'autorità garante presso il titolare. Ecco, quindi il ruolo del DPO in questo processo, noi siamo adesso alla vigilia, sappiamo di un fortissimo investimento pubblico sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione in generale e della sanità in particolare. Quindi è importante che in questo contesto l'autorità possa fare affidamento su una rete di responsabili della protezione dati in ambito pubblico che siano in grado di svolgere quel ruolo di, appunto, contatto, ma anche di sensibilizzazione all'interno dei titolari pubblici, e che aiutino l'autorità che, se no, da sola non potrebbe mai, anche per i limiti inevitabili che sono legati al fatto, alla centralità dell'autorità, al fatto che siamo un numero di persone, per quanto, e qui ringrazio, ecco, colgo l'occasione per ringraziare, perché veramente, diciamo, l'autorità in questi mesi ha svolto un lavoro che dal mio punto di vista eccezionale, considerate le difficoltà, e devo testimoniare, devo dare atto anche pubblicamente che lo abbiamo potuto fare grazie all'entusiasmo e alla disponibilità dei funzionari di questa autorità, che anche nei momenti più difficili si sono sempre resi disponibili. Due oggi le conoscerete dopo il mio intervento, Silvia e Cecilia, ma ovviamente sono solo due rappresentanti dei funzionari dell'autorità che rappresentano il vero valore importante di questo ufficio a disposizione di questo avanzamento del Paese. Grazie. Grazie dottor Medafferi, veramente grazie anche per aver esplicitato così bene anche le funzioni dell'autorità del garante, che non sono solo sanzionatorie ma anche di consulenza, e ne abbiamo avuto una testimonianza qua in questo procedimento, in questo processo che è stato attivato prima di arrivare alla definizione del codice di condotta. Ha toccato molti argomenti, anche sulla sostenibilità del sistema sanitario nazionale e regionale, ma su questo si aprirebbe un grosso capitolo, perché sappiamo la sottostima che c'è sempre stata dal punto di vista economico nell'ambito della sanità. Piuttosto volevo sottolineare un aspetto importante sulla scarsa informazione che ha citato e che molte volte
quella l'indice, il motivo per cui magari si creano dei contrasti. Questo molte volte è dovuto anche al tempo che hanno i medici. Se lei chiede a qualsiasi medico di cosa avrebbe bisogno, le risponderà il tempo. Non sono le ore di sonno perse, le ore che sono rubate alla famiglia, ma il tempo da dedicare ai propri pazienti. Noi più che informazione preferiamo parlare di comunicazione che deriva da un termine, da comunicare, mettere in comune, perché bisogna avere anche la garanzia che colui con cui che stiamo informando sia in grado di recepire quello che si vuole trasmettere. E ovviamente bisogna essere sulla stessa linea d'onda, perché se una radiotrasmittente e una radioricevente non sono sulla stessa linea d'onda non riescono a capirsi. Quindi questo è un aspetto che noi dibattiamo molto in ambito medico, che è la comunicazione è uno degli aspetti più importanti del nostro lavoro, così come il tempo di ascolto da dedicare ai pazienti. Bene, la ringrazio ancora. Darei allora a questo punto la parola alla dottoressa Silvia Melchion, funzionario dell'area direttiva dell'autorità del Garante, e il tema le è stato affidato: i codici di condotta e le misure di garanzie, misure strategiche in ambito sanitario. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a tutti. Vi ringrazio per l'invito e come è stato evidenziato dal commissario Girardi e anche dall'avvocato Botteon, la partecipazione dell'ufficio del Garante a questa giornata, la presentazione di questo codice di condotta rappresenta proprio quel binomio sinergico su cui si fondano i codici di condotta, cioè i titolari del trattamento, i regolati e il Garante. Anche se con modalità diverse nei paesi europei, la collaborazione tra l'autorità di controllo e i regolati ha sempre caratterizzato la normativa sulla protezione dei dati, e questo ha fatto sì che gli strumenti di cooperazione, come sono i codici, costituiscano e abbiano sempre costituito proprio un tassello di quel sistema delle fonti che nella disciplina sulla protezione dei dati personali si contraddistingue per essere complesso, per essere articolato, per essere anche dinamico, proprio perché si fonda su strumenti come i codici, che sono strumenti in divenire, che possono essere aggiornati e che nascono proprio in quei settori in cui la prassi ci dimostra l'esigenza di individuare delle prassi applicative efficienti, degli strumenti di attuazione del regolamento che siano compliance al regolamento, ma che siano anche degli strumenti efficienti per erogare la prestazione, per offrire il servizio, in questo caso servizio sanitario. La conferma di questi strumenti nel regolamento ne attesta ovviamente il buon funzionamento a livello europeo. Ci sarà ora una uniformità di questi strumenti, le diverse prassi applicative europee si uniformeranno ora ai criteri, alle procedure previste dal regolamento, sia nelle fasi di elaborazione che di approvazione, ma soprattutto nelle fasi di contenuti. Ma la novità che dà il regolamento non è soltanto quella di aver uniformato le caratteristiche dei codici di condotta, ma soprattutto di averne cambiato soprattutto la ratio. I codici passano da modelli di mera autoregolamentazione a modelli di compliance, proprio perché strumenti attuativi di quello che ha ricordato il dottor Ghiglia essere il principio cardine del regolamento, il principio di accountability. Non sono più solo strumenti di coregolazione, ma nell'ottica del regolamento sono proprio un corollario del principio di accountability, cioè uno strumento attraverso il quale i titolari possono dare voce a quelle scelte che hanno effettuato in forza del principio di responsabilizzazione, di quelle scelte che, come diceva il dottor Modafferi, sono state fatte pensando alla protezione dei dati personali sin dall'inizio del trattamento, e che si sono rivelate delle scelte efficaci sia da un punto di vista di protezione dei dati personali, ma anche da un punto di vista di realizzazione del servizio. E allora, per testimoniare queste scelte, il luogo dove testimoniare queste scelte e dove condividerle tra titolari è proprio il codice di condotta, che rappresenta quindi un contenitore dove tradurre in concreto
i principi del regolamento e dove anche mostrare agli interessati in modo trasparente quali sono stati i ragionamenti, quali sono stati i percorsi seguiti dal titolare, proprio in un'ottica di trasparenza, in quell'ottica che poi porta a meritare quella fiducia di cui si parlava poco fa. Proprio perché sono strumenti di accountability necessari per garantire una corretta applicazione del regolamento, come è stato ricordato, le autorità di controllo, gli Stati membri devono incoraggiare questi strumenti. Quindi prima ancora che vedere il garante come, tra i compiti del garante, quello di verificare che questi codici siano conformi alla disciplina vigente, il garante prima ancora di verificare ha proprio il compito di incoraggiare i codici in quei settori dove ci sono dei bisogni emersi sul campo, che sono settori anche in continua evoluzione, perché c'è un'innovazione delle fattispecie di trattamento. Lo ricordava il dottor Modafferi, l'evoluzione tecnologica ci porta necessariamente a innovare le fattispecie di trattamento anche in sanità, e quindi proprio in questi settori dove si andranno a provare, andranno a testare l'applicazione del regolamento, i titolari e i DPO, saranno proprio i settori su cui probabilmente nel tempo analizzeremo nuovi codici di condotta. Questo perché soprattutto nei primi anni di applicazione del regolamento non potevamo aspettarci immediatamente dei codici di condotta. È stato necessario attendere e portare avanti un processo proprio di maturazione della consapevolezza della portata innovativa del regolamento. Soltanto a seguito di un'analisi delle norme, un'analisi della portata innovativa delle norme, delle difficoltà applicative di queste, della interazione della disciplina sulla protezione dei dati con l'eterogeneità delle fonti che caratterizza il sistema sanitario, soltanto dopo un'analisi di tutti questi fattori i titolari, i loro rappresentanti hanno potuto elaborare un codice di condotta. C'è stato bisogno proprio di un tempo per comprendere, per individuare in modo responsabile delle soluzioni applicative alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, per poter produrre un codice che comprovi le scelte fatte. Scelte che sono state fatte sul campo, sono scelte che misure, procedure, iter che caratterizzano il contenuto dei codici, che sono state frutto di un delicato bilanciamento che il titolare, il DPO hanno realizzato concretamente nell'esperienza quotidiana. Ed è per questo che secondo me un codice come quello che presentiamo, che viene presentato oggi, un codice di condotta, rappresenta sempre una scommessa vinta. La scommessa di aver trovato una prassi applicativa che sia al contempo efficace, ma sia anche conforme non solo alla protezione dei dati, ma tutto al contesto normativo in cui si colloca quel codice di condotta. Proprio perché il codice non deve, come diceva il dottor Modafferi, costituire la base giuridica del regolamento. Il codice non regola, il codice applica le norme, il codice rappresenta un modello applicativo della disciplina sulla protezione dei dati personali. Rappresenta un modello applicativo di tutto il contesto normativo di riferimento, dove soprattutto nel settore sanitario, come è stato ricordato, si trovano le vere basi giuridiche del regolamento. Il consenso, soprattutto con l'innovazione portata dal regolamento, ha un ruolo residuale. La vera base giuridica del trattamento in sanità sono le norme di settore, quindi il codice di condotta in sanità rappresenta un modello applicativo non solo della disciplina sulla protezione dei dati personali, ma anche proprio delle disposizioni di settore. Ed è per questo che il codice in sanità, i codici di condotta in sanità sono proprio come è stato suggerito nel titolo del mio intervento, sono proprio delle misure strategiche, perché rispondono alla difficoltà proprio di applicare la disciplina sulla protezione dei dati a tutte quelle numerose fattispecie di trattamento che caratterizzano proprio l'operato degli operatori sanitari, ma anche proprio delle strutture sanitarie. E in un settore caratterizzato da una forte eterogeneità delle fonti come quello sanitario,
come diceva il dottor Flor, i codici si traducono proprio in una guida pratica per i titolari, che possono scegliere di aderire a questi codici e quindi di adottare le soluzioni che sono individuate all'interno dei codici, che sono compliance con tutta la disciplina di settore. La prova lo è questo codice, cioè quel codice che andiamo a presentare oggi, che rappresenta la traduzione pratica non soltanto del principio di minimizzazione dei dati, di sicurezza, di integrità dei dati, ma rappresenta anche una traduzione pratica dei valori della dignità del paziente, delle regole deontologiche di categoria, e quindi sempre più uno strumento attraverso il quale si può meritare la fiducia dei pazienti. Ormai quasi più di un anno fa, ormai quasi 2 anni fa, l'autorità aveva lanciato proprio nel settore sanitario una sfida che oggi è stata raccolta dalla Regione Veneto, che era quella di elaborare dei codici di condotta in quei settori sanitari dove ce ne fosse più bisogno, al fine di individuare proprio delle procedure che tutelassero i diritti fondamentali dell'interessato, ma che anche rappresentassero dei sistemi efficienti di gestione del servizio e delle prestazioni. Oltre al campo della ricerca, di cui vi parlerà la dottoressa Lugato dopo il mio intervento, tra i settori su cui auspicabilmente potrebbero essere elaborati dei codici di condotta, vorrei ricordarne i principali, quelli su cui anche dall'esperienza delle istruttorie e dal colloquio quotidiano che abbiamo con i DPO sarebbe forse oggi maturo il tempo di elaborare dei codici di condotta. Mi riferisco ad esempio ai tempi di conservazione della documentazione sanitaria, dove la determinazione dei periodi di conservazione dei documenti non è sempre normata, e laddove non è normata è lasciata proprio al titolare l'individuazione in modo responsabile dell'indicazione del periodo di conservazione del documento. La condivisione tra titolari delle analisi sui rischi di un processo di cancellazione o di anonimizzazione del dato può condurre a delle scelte solide, può condurre a delle scelte che rappresentano una guida per i titolari, ma soprattutto rappresentano anche una tutela uniforme sul territorio per gli interessati. Un altro settore su cui potrebbe essere utile l'elaborazione di un codice di condotta è senz'altro quello relativo alla procedura della gestione dei dati all'interno dei centri unici di prenotazione, dei CUP, dove degli standard relativi alla profilazione degli utenti, dei modelli che assicurino un accesso rispondente al principio di minimizzazione da parte degli operatori del CUP potrebbe rappresentare un sistema efficiente di gestione del servizio, compliance ai principi di integrità e di minimizzazione dei dati propri del regolamento. Un altro importante settore su cui stiamo vedendo che c'è un fermento anche in vista dell'elaborazione di un codice di condotta è senz'altro quello dei dispositivi elettromedicali. Il Garante a riguardo ha già avviato una collaborazione poco più di un anno fa con la Consip, cercando di individuare già in fase di elaborazione dei bandi di gara delle misure che fossero la traduzione dei principi del regolamento e che aiutassero il settore, individuando già a priori delle garanzie e delle tutele per i diritti fondamentali dell'interessato. Un codice di condotta in questo settore chiuderebbe senz'altro il cerchio, perché potrebbe avvalorare ma anche integrare le misure che sono state previste nei bandi di gara, andando a definire un sistema che renda anche proprio più forte la posizione dei titolari, che non si troverebbero più da soli a chiedere ai big del settore l'introduzione di misure, di procedure, di limiti, di standard al trattamento dei dati effettuato attraverso questi dispositivi e di conseguenza ovviamente anche i produttori di questi dispositivi potrebbero essere molto meglio disposti a introdurre queste misure qualora non venissero chieste da pochi, ma venissero chieste da molti.
Un ulteriore settore su cui penso e su cui l'esperienza proprio di queste settimane ci ha dimostrato che potrebbe essere utile individuare un codice di condotta è ad esempio quello relativo alle procedure da attivare nel caso di esercizio dei diritti dell'interessato. Sappiamo che le regioni sono state oggetto di numerose richieste di esercizio dei diritti con riferimento al fascicolo sanitario elettronico e ci si è trovati anche smarriti nel poter gestire queste numerose richieste. Allora delle procedure condivise sulla gestione non solo dei diritti stabiliti dal regolamento, ma anche di quei peculiari diritti che in ambito sanitario sono dati dalle discipline di settore come il dossier sanitario, il fascicolo sanitario elettronico, può costituire una strada da percorrere che può aiutare da un lato il titolare a gestire meglio situazioni emergenziali come quella che si sono verificate in queste settimane, ma soprattutto una strada dove l'interessato può effettivamente trovare il riconoscimento concreto di un diritto che gli è stato riconosciuto dal regolamento europeo. Mi avvio a concludere l'intervento facendo un breve cenno tra i rapporti, come mi è stato richiesto, tra i rapporti tra il codice di condotta e le misure di garanzia. È bene avere chiaro che mentre i codici sono degli strumenti previsti dal regolamento, le misure di garanzia sono invece state introdotte dal legislatore italiano nell'ambito del potere che a questo è stato riconosciuto dal regolamento europeo di introdurre delle misure, delle condizioni, comprese delle limitazioni ulteriori rispetto a quelle del regolamento con riferimento al trattamento dei dati genetici sulla salute dei dati biometrici. La principale differenza tra codice di condotta e misure di garanzia sta nel fatto che le misure di garanzia costituiscono una condizione di liceità del trattamento, quindi fanno parte di quel complesso di regole a cui i codici di condotta devono ispirarsi, a cui devono essere compliance i codici di condotta. Mentre le misure di garanzia regolano il settore, i codici di condotta danno un'attestazione dell'applicazione di tutto il complesso di regole che disciplina il settore su cui intervengono. Un'ulteriore differenza tra misure di garanzia e codici di condotta è rappresentata anche dal processo di elaborazione di questi strumenti, che risulta essere proprio invertito. Mentre le misure di garanzia sono elaborate dal garante e soltanto dopo essere state elaborate prima dell'adozione vengono condivise con i regolati attraverso il processo della consultazione pubblica, invece i codici di condotta hanno un processo di elaborazione proprio invertito, perché sono invece elaborate proprio dai titolari, dai DPO, dai regolati e soltanto successivamente sono approvate dall'autorità che ne attesta in realtà soltanto la conformità alla disciplina vigente. Al garante quindi è proprio rimesso il compito di individuare degli strumenti di garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali, mentre invece ai titolari ai regolati è attribuito quel compito di promuovere un'applicazione proprio possibile del regolamento, un'applicazione possibile delle garanzie individuate dal legislatore ma anche dal garante con gli strumenti messi a sua disposizione, tra cui le misure di garanzia. E questo ovviamente attesta è una traduzione pratica di quel principio di cooperazione di cui abbiamo parlato, di cui si è parlato già questa mattina, che è un principio che affianca quello di accountability, è proprio un auspicio del regolamento che fa a tutti i titolari e agli interessati europei. Direi che concludendo che l'approvazione di un codice di condotta a quasi 3 anni dalla data di piena applicazione del regolamento dimostra due cose. Ci dimostra da un lato che è stato necessario attendere un tempo proprio di maturazione del codice, attendere che l'esperienza quotidiana dei DPO, dei titolari porti alla individuazione di soluzioni conformi alla disciplina di settore
settore, la disciplina sulla privacy, c'è stato proprio bisogno di un processo di maturazione. Dall'altro ci dimostra che ora questo processo di maturazione è pronto, che questo è soltanto uno dei primi codici che avremo in sanità e che soprattutto il settore sanitario sarà caratterizzato da strumenti come quello che oggi stiamo vedendo. Man mano che verrà maturata l'esperienza, che passa anche attraverso, come si diceva, l'analisi dei provvedimenti sanzionatori del garante, che magari sono stati adottati sulla base di scelte infelici oppure anche semplicemente sull'assenza di scelte da parte del titolare, sono convinta che man mano che tutto questo maturerà saranno elaborati sempre più codici di condotta in sanità. Quindi nel ringraziarvi ancora dell'invito, spero di poter partecipare come ufficio a molte altre iniziative come quella di oggi, perché vorrà dire che saranno state vinte altre scommesse, saranno stati individuati altri percorsi che i titolari potranno percorrere per raggiungere efficacemente i loro obiettivi di governo, i loro obiettivi sanitari, di cura, tutto questo però in modo conforme alla disciplina sulla protezione dei dati e quindi a tutela delle libertà e dei diritti fondamentali dei pazienti e quindi poi di noi tutti. Vi ringrazio. Grazie a lei, dottoressa Melchion, grazie soprattutto per questo ampio excursus che ci ha fatto sulle situazioni e sulla necessità di adottare vari codici di condotta. Lei ne ha citati per quanto riguarda varie problematiche, sulla tenuta delle cartelle cliniche, sul problema dei dispositivi elettromedicali. Io penso che i codici di condotta possono anche garantire una certa tranquillità a chi opera nel mondo della sanità e questo è molto importante, a patto però che non creino ulteriore burocrazia, anzi dovrebbero burocratizzare al massimo la sanità, come nel caso del codice che sarà presentato poi nella sua definizione, nei suoi aspetti, dalla dottoressa Polito. E un altro aspetto che riguarda poi l'innovazione tecnologica, ovviamente questi codici saranno in progress, l'innovazione deontologica e anche poi implicazioni anche di carattere etico, morale e via dicendo, dovranno ovviamente tener conto delle varie sensibilità del corso della vita e della società. La ringrazio ancora e darei la parola adesso alla dottoressa Cecilia Rugato sul tema, che è funzionario dell'area direttiva, sempre dell'autorità del garante per la protezione dei dati personali, e il tema è l'accountability e codici di condotta, linee guida del gennaio 2019 del Comitato Etico Europeo per la protezione dei dati. Dottoressa, se in linea a lei la parola. Allora, buongiorno a tutti, grazie per la presentazione, ringrazio anch'io la Regione Veneto e l'azienda sanitaria Scaligera per questo invito a questo evento, convegno molto importante perché stiamo promuovendo questo primo codice di condotta che è stato elaborato dalla Regione, dall'azienda sanitaria e poi approvato dal Garante in ambito sanitario, e quindi questo evento convegno si pone perfettamente in linea con quanto previsto proprio dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, che ci dice che i codici di condotta una volta approvati se ne deve dare una ampia diffusione e conoscenza e pubblicazione proprio al fine di aumentarne anche il numero degli aderenti. Tant'è vero che il codice di condotta di cui stiamo parlando oggi prevede al proprio interno una clausola cosiddetta di apertura e prevede che qualsiasi soggetto facente parte del Servizio Sanitario Nazionale, se non lo ha ancora fatto, può aderire a questo codice di condotta presentando una domanda alla Regione. Al mio intervento cercherò di dare un taglio operativo, un po' più operativo e forse anche più concreto rispetto ai precedenti, anche per non ripetere quello che è stato già detto dai relatori che mi hanno preceduto, quindi una sorta un po' di istruzioni per l'uso. E come è stato detto,
I codici di condotta rappresentano nel rinnovato quadro normativo in materia di protezione dei dati personali uno strumento di accountability, così come il regolamento prevede altri strumenti di accountability che possono essere per esempio il registro dei trattamenti, piuttosto che la valutazione di impatto, piuttosto che le certificazioni, quindi strumenti che servono alle figure apicali in materia di protezione dei dati personali, che sono il titolare e il responsabile del trattamento, a dimostrare che i trattamenti vengono svolti in maniera conforme al regolamento. Quindi responsabilizzazione che vuol dire avere un approccio dinamico alla protezione dei dati personali, non più un approccio burocratico o comunque un approccio formale. Vuol dire porsi una serie di domande tutte le volte che viene pensato un progetto che prevede un trattamento di dati personali, quindi quali sono le basi giuridiche del trattamento, come faccio a rispettare i principi applicabili al trattamento, principio di trasparenza, correttezza, minimizzazione, limitazione della finalità, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. Quindi con un approccio che è proprio, utilizzando il gergo del regolamento, questo approccio di privacy by design e di privacy by default. E in tutto questo poi è centrale e a supporto, diciamo, dei titolari del trattamento, come è stato detto prima anche dal dottor Modafferi, la figura del DPO, quindi questo consulente del titolare del trattamento che lo supporta ad indirizzare tematiche che prima facie possono essere complesse e queste tematiche potrebbero anche essere indirizzate attraverso proprio lo strumento del codice di condotta. Esemplificativo infatti è l'adozione del codice di condotta di cui stiamo parlando oggi. I codici di condotta nel rinnovato quadro normativo in materia di protezione dei dati introdotto dal regolamento hanno quindi un ruolo centrale. E diciamo che tale è la centralità di questi strumenti di accountability che il board, quindi il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati, che è chiamato insieme alle autorità di controllo e insieme anche alla Commissione a incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta, a meno di un anno data dall'entrata in vigore del regolamento, ha adottato delle linee guida. Linee guida che sono state adottate dal board proprio per sottolineare l'efficacia di questi strumenti e però anche e soprattutto per potenziarne la loro diffusione a livello transnazionale. Questo perché ormai le operazioni di trattamento di dati personali sempre di più hanno un ambito che non è più solo un ambito nazionale, ma è sicuramente anche un ambito transnazionale, quindi un ambito non solo europeo, ma che potrebbe poi coinvolgere anche paesi terzi. Quindi sempre di più ci troveremo anche ad affrontare progetti di codici di condotta che non riguardano solamente titolari stabiliti in Italia, ma titolari che possono essere stabiliti anche in paesi europei o comunque in paesi terzi. E qui faccio proprio riferimento ad un progetto di codice che ci vede coinvolti, che stiamo elaborando insieme all'autorità francese nel settore della ricerca scientifica, in particolare nel settore delle sperimentazioni cliniche. In questo caso i titolari del trattamento erano titolari del trattamento non solamente italiani ma anche europei, per cui si è avviata la procedura di cooperazione con le altre autorità, si è individuata l'autorità capofila, che in questo caso è stata individuata nell'autorità francese, e le altre autorità cooperano con l'autorità francese nella poi predisposizione del testo finale del codice per poi arrivare all'approvazione di questo codice di condotta. E queste linee guida, perché oggi ho voluto diciamo, citarle e farne diciamo, il titolo del mio intervento, perché sono delle linee guida che, a differenza di altre linee guida adottate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali, hanno un taglio molto concreto e molto operativo e quindi possono effettivamente supportare i cosiddetti code owner, quindi
promotori dei codici a porre in essere tutti quegli step, tutti quei passi che sono necessari a redigere un codice di condotta, a sottoporlo poi alla consultazione dei rappresentanti e degli interessati e poi sottoporlo all'autorità di controllo. E che cosa dicono queste linee guida? Queste linee guida naturalmente ribadiscono quello che è stato già detto anche nei precedenti interventi, ossia che i codici di condotta sono uno strumento utile a dimostrare la compliance, che quindi rappresentano uno strumento di accountability, sono degli strumenti di responsabilizzazione volontaria che stabiliscono specifiche norme di protezione dei dati in relazione a quello specifico settore di riferimento che si vuole regolamentare con questi codici di condotta, e rappresentano proprio un'opportunità di individuare quel set di regole per contribuire a garantire la corretta applicazione del regolamento nello specifico settore che si vuole andare a disciplinare. Quindi aiutano a sviluppare proprio best practice, aiutano a sviluppare procedure, metodi applicativi proprio per sostanziare i principi generali del regolamento in un specifico ambito circoscritto che si va ad individuare e che poi si vuole disciplinare con il codice, che è quello che è stato fatto in occasione del codice di condotta di cui stiamo parlando oggi. Si è individuato proprio uno specifico ambito di trattamento che è l'utilizzo dei dati sulla salute dei pazienti, che quindi sono raccolti in un contesto in cui il paziente si reca presso una struttura per ricevere delle cure, quindi per finalità di cure, e poi vengono ulteriormente trattati per finalità didattiche e di ricerca scientifica, e rispetto a questo specifico ambito di trattamento andavano individuate delle regole specifiche e concrete per tutelare i diritti e le libertà degli interessati rispetto ai rischi che questo trattamento presentava. Le linee guida, tra l'altro, evidenziano altri due aspetti molto importanti che ci tengo a rappresentarvi, ossia che i codici di condotta rappresentano un valido ed efficace strumento di fiducia nei confronti degli interessati. E questo è essenziale per lo sviluppo dell'economia digitale, quindi per lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, ed è essenziale anche per garantire la libera circolazione dei dati, che è un altro obiettivo primario che si pone appunto il nostro regolamento europeo. Dopodiché offrono un chiaro quadro di riferimento per tutte le autorità nazionali, e questa in omaggio, diciamo, al principio di armonizzazione che il regolamento ha voluto dare in tutti i paesi europei alla disciplina della protezione dei dati personali, perché queste linee guida garantiscono che i vari progetti di codice che verranno sottoposti al controllo dell'autorità, verranno al controllo delle diverse, alla valutazione delle diverse autorità di controllo, saranno sicuramente valutati in modo coerente, in modo uniforme e in modo armonizzato. Adesso vorrei soffermarmi brevemente su quelle che sono le fasi che i promotori di un codice devono seguire e che sono appunto descritte in maniera molto puntuale e molto dettagliata nelle linee guida del board, per poi arrivare all'approvazione del codice di condotta. Le fasi previste appunto dalle linee guida sono sostanzialmente tre. Vi è una prima fase di sottomissione del codice all'autorità di controllo. Nella fase di sottomissione del codice all'autorità di controllo è chiamata a valutare l'ammissibilità del codice, e questa è una fase molto importante, perché ci siamo accorti, diciamo, nell'esperienza che ci ha portato fino ad oggi, che molto spesso ci vengono presentati dei progetti di codice dove ci si concentra molto a definire il contenuto del codice, bypassando in questa fase invece dell'ammissibilità del codice di condotta, che è una fase molto importante. La valutazione dell'ammissibilità è una valutazione prodromica rispetto alla fase, diciamo, della valutazione nel merito del contenuto del codice.
codice, e le linee guida ci dicono che le autorità di controllo per dichiarare un codice, valutare l'ammissibilità del codice di condotta, esso deve avere dei contenuti minimi essenziali. Andiamo brevemente a vedere quali sono questi contenuti minimi essenziali. Il progetto di codice deve contenere una chiara motivazione, seppure appunto concisa, di quello che è lo scopo, di quello che è l'oggetto e di come il codice faciliterà l'applicazione del regolamento nello specifico settore che andrà a disciplinare. Deve essere messo in evidenza il requisito della rappresentatività. I codici di condotta devono essere presentati da categorie rappresentative di titolari e responsabili del trattamento. La rappresentatività non necessariamente è una rappresentatività solamente numerica, perché anche piccole realtà, se nel loro settore di intervento hanno il requisito della rappresentatività, possono sicuramente presentare un codice di condotta. Qui possiamo fare un esempio: un'associazione di malattie rare sicuramente può, rispetto allo specifico settore, proporre un codice di condotta che va a disciplinare proprio il settore di riferimento. Dopodiché il codice di condotta deve indicare le operazioni di trattamento coperte. E qui lasciatemi dire, il suggerimento che noi diamo è circoscrivere l'ambito di applicazione del codice, che è quello che è proprio stato fatto con il codice di condotta della Regione Veneto. È meglio partire da un ambito di applicazione circoscritto, ben delimitato, per poi eventualmente ampliarlo anche dopo l'applicazione pratica, il primo periodo di applicazione pratica del codice di condotta, ampliarne l'ambito di applicazione, e tale ambito può sicuramente essere ampliato in occasione della revisione e degli aggiornamenti del codice di condotta. E poi il progetto di codice in questa prima fase deve indicare naturalmente il carattere nazionale o transfrontaliero, quindi abbiamo visto quando il codice è nazionale e quando il codice è transnazionale, che quindi richiederà necessariamente l'avvio di una procedura di cooperazione anche con le altre autorità. Il codice di condotta deve poi indicare i meccanismi di monitoraggio, quindi di controllo al rispetto del codice. Il codice naturalmente nel momento in cui viene approvato pone in capo ai code owners sia onori ma anche oneri, perché naturalmente il codice una volta che è approvato deve anche essere rispettato. I meccanismi di monitoraggio nel caso di soggetti pubblici non è previsto un meccanismo di monitoraggio con un soggetto esterno, ma questo non vuol dire che debbano essere previsti dei controlli attraverso degli organismi interni che possono essere per esempio le funzioni di audit delle strutture pubbliche. Deve essere dimostrata che si è svolta la consultazione con gli stakeholder e con gli interessati, e anche qui occorre documentare queste consultazioni, che cosa è emerso nel corso di queste consultazioni e quali aggiustamenti sono stati fatti a seguito delle consultazioni delle parti interessate, e poi deve essere dichiarato il rispetto delle normative settoriali. Sicuramente in un settore come quello sanitario il codice di condotta non solamente deve essere conforme al regolamento, ma poi deve essere conforme a tutte le discipline specifiche del settore sanitario. Una volta verificata, diciamo, l'ammissibilità del codice, perché contiene tutti questi elementi, tutti questi contenuti essenziali che vi ho adesso elencato, l'autorità accetta formalmente il codice di condotta comunicandolo ai code owners e segue la successiva fase di valutazione dei contenuti del codice di condotta. In questa fase l'autorità è chiamata principalmente a verificare la conformità di queste best practice, di questi modelli operativi che caratterizzano il codice di condotta rispetto alla conformità rispetto a quanto previsto dal regolamento, e se il contenuto del codice è conforme al regolamento e ovviamente alle normative anche nazionali in materia di protezione dei dati personali, si segue a questa fase l'approvazione del codice, che come abbiamo detto deve essere, rispetto alla quale deve essere data ampia pubblicità e ampia
ampia conoscibilità. In conclusione, quindi anch'io auspico che questo codice di condotta possa rappresentare un modello e che a questo codice di condotta sicuramente ne possono seguire altri, non solamente nel settore sanitario, ma per esempio un altro settore rispetto al quale sicuramente i codici di condotta aiuteranno a declinare l'applicazione del regolamento è tutto il settore appunto della ricerca scientifica. Tra l'altro appunto io lavoro nel dipartimento che si occupa non solamente di sanità ma anche di ricerca e mi occupo anche di ricerca scientifica. Sicuramente ci sono tanti ambiti, il profilo del consenso, il profilo del riuso dei dati per finalità di ricerca scientifica che potranno trovare una declinazione concreta, pratica attraverso lo strumento dei codici di condotta, e quindi auspichiamo sicuramente che rispetto a questo codice auspichiamo che ne seguiranno altri, tenuto conto appunto della complessità sotto il profilo della protezione dei dati che presenta non solamente il settore della sanità ma anche il settore della ricerca scientifica. Grazie. Grazie a lei veramente, dottoressa Lugato, anche perché ci ha fatto anche una panoramica sui criteri di come nasce il codice deontologico e di tutte le implicazioni che questo può avere, anche della rendicontazione che questo deve trovare nei vari aspetti e di tutti coloro che poi lo adottano. Ci ha portato anche in ambito europeo con la ricerca, con il codice di condotta in ambito di ricerca clinica, e questa è una cosa importante. Il codice elaborato dalla Regione Veneto, di cui adesso la dottoressa Polito ci darà un'ampia illustrazione, che si basa è stato solo elaborato per fini di pubblicazioni scientifiche o per fini di conoscenza e di cultura scientifica, non certamente in questo momento per ricerca, perché la ricerca implica poi comitati etici, implica tutta un'altra serie di passaggi molto importanti. La ringrazio molto per il suo intervento e adesso do la parola al dottoressa Polito, che il tema trattato è che è stato fra l'altro l'estensore del codice di condotta, di questo codice di condotta, che parlerà proprio dell'esperienza dell'elaborazione di questo codice. A lei, dottoressa. Buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori di questo evento per avermi dato anche la possibilità di illustrare il lavoro che ho fatto insieme ai componenti del mio team negli ultimi mesi. E da dove partiamo con l'esperienza nell'elaborazione di questo codice di condotta? Correva il gennaio 2020, quindi un mondo fa, prima della pandemia, quando ci si incontrava di persona, quando le aule dei convegni erano piene di partecipanti che si scambiavano i commenti sul momento, e la ULSS 9 Scaligera mi contatta d'intesa con la Regione Veneto proponendomi una sfida ambiziosa, stendere una bozza di codice di condotta su un argomento particolarmente rilevante per l'ambito sanitario. L'utilizzo dei dati già presenti presso le aziende sanitarie per fini didattici e di pubblicazione scientifica. Una sfida ambiziosa, una sfida importante, una sfida davanti alla quale ho trovato poche indicazioni su cui lavorare, se non nelle linee guida di cui parlava prima la dottoressa Lugato e diciamo l'esperienza di 2 codici di condotta che però già approvati nel 2019, che però riguardavano esclusivamente l'ambito diciamo dell'operatività privata e fuori dal contesto sanitario, a cui fare riferimento per capire come muoversi. Abbiamo individuato, d'intesa con l'RPD dell'azienda sanitaria, il dottor Margonari, e con il direttore generale della stessa, il dottor
Girardi, che saluto, e con l'avvocato Botteon abbiamo individuato quali erano i nostri stakeholder di riferimento, quindi il Tribunale dei diritti del malato che rappresentava il nucleo degli interessati, l'Ordine dei medici con il dottor Noce e con i dottori Magarini, dottor Magarini che poi sentiremo più tardi, per cercare di capire come muoversi. Ci sono voluti 11 mesi per arrivare all'elaborazione finale. 11 mesi che ci sono serviti per confezionare una bozza di codice di condotta che abbiamo proposto, che l'azienda ha proposto insieme alla Regione, all'autorità garante, che ha una natura da una parte applicativa organizzativa, dall'altra naturalmente riporta le basi giuridiche, riporta le precondizioni, le procedure che dovranno essere adottate, dall'altra contiene anche delle misure tecniche che sviluppando l'invito fatto anche stamattina dal dottor Modafferi di approfittare dei benefici dell'evoluzione tecnologica, sia capace di utilizzare gli stessi dati che già sono presenti presso l'azienda sanitaria acquisiti per fini di diagnosi, cura e prevenzione della salute relativi agli interessati che si rivolgono all'azienda per essere curati, e depurarli dalle informazioni che siano eccedenti o non necessarie e farne lecito e corretto strumento per le pubblicazioni scientifiche, per la didattica e per tutto ciò che è importante per lo sviluppo delle conoscenze, per la maturazione delle competenze nell'ambito sanitario. Il codice che è stato proposto è un codice abbastanza breve, contiene solo 14 articoli che diciamo richiamano quella strada e quel percorso scritto nelle linee guida presentate in precedenza, e contiene degli allegati che dovranno facilitare poi la sua, diciamo, il suo utilizzo all'interno delle aziende sanitarie. Tra questi allegati troviamo un allegato tecnico con indicate le misure di anonimizzazione, di pseudonimizzazione secondo tecniche diverse che possono essere adottate per depurare le informazioni presenti da quelle che possono far identificare direttamente gli interessati di riferimento, una scheda di scelta tecnica che documenta per ogni elaborazione com'è che si è arrivati a depurare questa informazione, una richiesta di autorizzazione che dovrà essere utilizzata all'interno dell'azienda sanitaria per far procedere i tecnici a questa elaborazione, una nota di informazione, un'informativa per gli interessati che l'azienda sanitaria può utilizzare senza appesantire le procedure, che è la richiesta che faceva prima il dottor Noce, che è un elemento fondamentale nel sistema sanitario già gravato da 1000 impegni sempre pressanti, e poi un modello di consenso che dovrà essere utilizzato nei soli casi in cui, per la notorietà del caso di cui si vuole fare pubblicazione o diffusione per fini scientifici, comunque sia utile chiedere il consenso all'interessato di riferimento. Questa esperienza che cosa mi porta a dire? Mi porta a dire che è il primo codice che riguarda la pubblica amministrazione, è il primo codice che riguarda un settore molto complicato della pubblica amministrazione, l'ambito sanitario, dove informazioni di riferimento delicato ce ne stanno tantissime. Il sistema sanitario ha nei suoi archivi informazioni di una rilevanza esponenziale, e dove comunque l'innovazione tecnologica già è presente nel sistema
e quindi mettendo insieme le opportunità tecnologiche con queste informazioni possiamo far sì che, rivedendo le prassi e le procedure già attive, si possa arrivare, questo è l'obiettivo che ci siamo posti come team di lavoro che ha elaborato il progetto, si possa arrivare allo stesso risultato, far maturare le competenze senza ledere i diritti degli interessati. Un obiettivo ambizioso che abbiamo cercato di percorrere per far sì che si possa vincere quella sfida di perseguire il futuro, di far maturare anche le nuove competenze del domani con un minore impatto burocratico e però rispettando i diritti di tutti, di tutte le persone che sono assistite dal sistema sanitario, quindi di tutti i cittadini. Quindi questa sfida abbiamo cercato di percorrerla come un'occasione per arrivare, come diceva il dottor Modafferi, a una buona pubblica amministrazione, dove il regolare in modo nuovo le procedure di gestione dei dati e quindi applicare in concreto le norme, come diceva la dottoressa Melchionna, attraverso soluzioni applicative il meno invasive possibili, possa essere il futuro non solo per questo trattamento regolato dal codice della Regione Veneto, ma per tutti gli altri trattamenti di dati che riguardano il sistema sanitario che possono essere oggetto di ulteriori codici di condotta, in cui proprio gli attori del sistema sanitario, in questo caso la ULSS 9 e la Regione Veneto e tutte le aziende sanitarie, almeno della Regione Veneto, che dovranno applicare queste misure, siano i veri attori della regolazione di come vanno gestite le informazioni, in modo che questa cooperazione poi con l'autorità garante, che è stata rilevante e importante proprio anche per le interlocuzioni che abbiamo avuto di frequente per arrivare in fondo a questo percorso, sia un'occasione da sfruttare ulteriormente per far sì che proprio gli attori del sistema sanitario siano coloro che disciplinano le regole a cui devono attenersi. Questo è il valore vero di questo codice e di tutti gli altri codici. E con questo diciamo, non voglio replicare cose che già sono state dette dai precedenti relatori. Voglio solo ringraziare l'autorità per la preziosa collaborazione, senza di loro non avremmo capito come muoverci. Voglio ringraziare anche a nome dei miei collaboratori, che ringrazio pubblicamente, che con me hanno steso questo progetto, la ULSS 9 e la Regione per l'occasione che ci è stata data per provare a vincere questa sfida professionale per il beneficio di tutto il sistema sanitario. Grazie. Grazie dottoressa Polito, soprattutto per un lavoro che deve essere stato veramente importante e anche molto difficile in questi periodi, nei periodi trascorsi. Veramente grazie, perché ha fatto un lavoro veramente encomiabile. Adesso passiamo dall'altra parte. Abbiamo parlato delle pubbliche amministrazioni, abbiamo parlato del mondo medico, adesso vediamo come si possono conciliare i diritti delle conoscenze scientifiche con i diritti dei cittadini. E allora la parola al dottor Flavio Magarini, che è Presidenza di Cittadinanza Attiva del Veneto. Benvenuto e a lei la parola. Non si sente, dottor Magarini? Forse ha l'audio spento. Ha ancora l'audio spento. Dovrebbe accenderlo. Adesso mi sente. Adesso sì, benissimo. Perfetto, allora ricomincio da capo. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito e permettetemi di ringraziare la Regione Veneto e l'ULSS 9 Scaligera per aver scelto Cittadinanza Attiva, Tribunale per i diritti del malato, come rappresentante dei cittadini in questo lavoro.
Ricordo che quando il dottor Margonari, direttore degli affari generali dell'US 9 Scaligera, mi ha chiamato per coinvolgermi in questo lavoro, io l'ho definito, come ricordava la dottoressa Politi, a gennaio del 2020, l'ho definito un progetto lungimirante. Devo dire che alla luce di quanto sta accadendo da allora, mi viene da considerarlo addirittura profetico, perché in realtà immaginate le pubblicazioni che già ci sono, ma che ci saranno, gli studi e i convegni che tratteranno i dati sanitari che riguardano le persone colpite dal Covid. Immaginate il loro utilizzo, chiamiamolo distratto, quali conseguenze potrebbe produrre. Comunemente per i cittadini, il cittadino ha nei confronti sia del rapporto medico-paziente, nei confronti della salute, quindi anche in questo caso nei confronti dei propri dati personali, un atteggiamento che va crescendo, cioè che si modifica nel tempo. Quindi al momento per i cittadini è abbastanza normale pensare che un medico oppure uno scienziato utilizzi i propri dati sanitari per una pubblicazione scientifica piuttosto che per una lezione accademica. Ancora in pochi intravedono le conseguenze possibili da un utilizzo, come ho definito prima, distratto. In realtà la violazione della privacy da un utilizzo improprio di dati sanitari personali è un rischio reale che sta piano piano diventando consapevolezza anche per i cittadini che al momento non sono così attenti. Del resto, come ho detto prima, il rapporto medico-paziente, il rapporto nei confronti della salute è in continua evoluzione. Se pensiamo solamente che un tempo il medico era la persona alla quale ci si rivolgeva quando si era malati e con la speranza di poter guarire. Oggi, per effetto del web, per tanti motivi, il medico è la persona a cui il cittadino decide di affidare la propria salute e ci aspettiamo che la preservi o che la ripristini in caso di malattia. C'è proprio un paradigma che è completamente differente, così come è differente l'atteggiamento che il cittadino ha nei confronti della salute. Un tempo la salute era l'assenza della malattia, oggi la salute invece è uno stato di benessere che non è solo fisico, ma deve essere anche mentale. Così anche per i dati. Un tempo i nostri dati personali erano informazioni che servivano al medico, al massimo li divulgava o li divideva o li condivideva con un collega. Oggi invece rappresentano la nostra identità digitale, cioè la rappresentazione virtuale di quella che dopo in realtà è la nostra identità reale. È chiaro che in questo scenario anche il ruolo del garante per la protezione dei dati personali diventa un'autorità che assume una sempre maggiore importanza, che è direttamente proporzionale al livello di digitalizzazione raggiunto. Quindi anche questa figura importantissima ci accorgiamo che diventa sempre più importante quanto più i nostri dati sono in giro per il mondo in tempo reale. Quindi il web e la digitalizzazione hanno cambiato la vita di tutti ed è giusto che i comportamenti e gli strumenti si adeguino. Il codice di condotta è uno degli strumenti che mancavano e che adesso c'è. Oggi i cittadini veneti, quelli che vorranno, attraverso questo codice sapranno come verranno raccolti, usati e conservati i loro dati sulla salute. Si è parlato spesso di fiducia, è evidente che è più facile avere fiducia di un'organizzazione che sappiamo come si muove, ma che soprattutto ha gli strumenti per muoversi in modo corretto. Quindi, per concludere, perché è stata una mattinata lunga, permettetemi di dire ancora che si tratta di un lavoro che definisco ancora lungimirante e che sono certo che varcherà presto i confini regionali per diffondersi in altri perimetri. Grazie. Grazie a lei, dottor Magarini, per averci espresso anche il punto di vista di cittadinanza attiva del Tribunale dei diritti del malato e sempre in un rapporto, soprattutto in questo periodo, non sempre si passa dai medici, da eroi a capi espiatori magari anche di tante situazioni. È stato veramente in questa esperienza un'esperienza. I nostri rapporti sono... Comunque il concetto principale si fonda sempre, secondo me, sulla corretta comunicazione. Questo è l'aspetto più importante.
perché a volte la semplice informazione non è sufficiente, non basta, può essere esplicitata in modo non corretto, può essere recepita in modo non corretto, per cui l'importante è che si abbia la sensazione che veramente si sia in condizioni, che la persona sia in condizioni di capire il messaggio che si vuol dare. Grazie ancora veramente del suo intervento, è molto prezioso. E adesso trattiamo in ambito europeo, abbiamo in collegamento da Bruxelles il dottor Davide Ciliberti, che è il direttore generale di Giustizia dell'European Commission, e ci parlerà proprio della cassetta degli attrezzi del GDPR e ci farà una panoramica degli strumenti per dimostrare la compliance. Dottor Ciliberti, se è in linea, a lei la parola. Buongiorno, grazie dottor Noce per avermi dato la parola. Buongiorno a tutti. Avrò sperato di essere con voi in Veneto, la regione mi piace molto, e in più, visto che siamo alla vigilia del San Valentino, avrei preferito spendere un weekend romantico con mia moglie a Venezia, ma visto che c'è il Covid, pazienza, sto qua a Bruxelles nella nebbia. Allora, prima di tutto voglio dire, congratularmi veramente con gli organizzatori di questo evento e vedere in queste 2 ore tutto il lavoro che voi avete fatto, no? Si vede la GDPR in attuazione. Prima, magari come introduzione, voi mi avete detto che sono della Commissione Europea, dunque ero io là in quell'epoca rappresentante di un Stato membro, sono maltese, rappresentavo Malta, e là abbiamo discusso per ben 4 anni la negoziazione del regolamento. Vi posso dire che quando abbiamo affrontato il capitolo dove c'è infatti il codice di condotta, abbiamo detto per me questo tutto sembrava un po' rigido, un po' artificiale, anche se si deve dire che esisteva già prima nel regolamento 95, tutto questo era un po' robotico, digitale, sembrava un po' fatta scienza, ma oggi abbiamo visto anche altri esempi dei altri stati membri. Oggi queste 2 ore di discussione voi avete dimostrato l'attuazione di una parte integrale del GDPR. Abbiamo visto la regione che si è fatto muoversi per avere un strumento importante, la collaborazione e l'importanza dell'autorità, l'importanza poi degli esperti per fare tutto questo lavoro. Congratulazioni davvero, perché da qua, da Bruxelles, siamo un po' distaccati, ma vedendo oggi, tutto il lavoro fatto per questi ben 11 mesi vuol dire che il regolamento è vivo e che voi l'avete usato da maniera brillante. Dunque voglio congratularmi con voi ancora un'altra volta. Allora, comincerò con come ha detto il dottor Noce, con un panorama di cosa c'è nel GDPR. Voglio sottolineare che voi avete già in queste 2 ore discusso molto del codice, dunque quello che faccio io in questi 20 minuti che ho a disposizione sarà solo un overview, un panorama generico di tutto quello che è a disposizione. Il mio obiettivo di questo 20 minuti di relazione è di farvi capire che la protezione dei dati è un strumento che aiuta e che non ingombra per tutti ciò che vivono intorno ai dati. Dunque il regolamento è un facilitatore per tutto ciò che c'è bisogno. Infatti voi avete citato tutto quello che presenterò nei vari interventi, avete discusso della fiducia, infatti lo strumento GDPR dà fiducia a quelli che
trattano i dati, così sembra più facile. Dunque, questa è un'introduzione generale e comincerò ora con i slide. Allora, il primo slide, infatti, magari avete già capito, non sono italiano di nascita, sono di Malta, dunque la lingua italiana non è la mia lingua madre. Ho imparato l'italiano guardando la televisione, guardando Bim Bum Bam quando ero piccolo, Guida al campionato. Dunque magari non utilizzerò i fini giuridici o avrò dei problemi a esprimermi, dunque vi chiedo scusa già a questo momento. Infatti, in più, tutti i negoziati del GDPR e ancora oggi a Bruxelles usiamo l'inglese, anche nel Comitato Europeo la lingua è inglese, dunque ho tendenza a dire, magari anche in questi 20 minuti, parole come data subjects, che vuol dire l'interessato, o data controller, il titolare. Ho visto che in Italia usate anche il DPO, che è brillante, così armonizzato anche la parola armonizzata. Il comitato per l'IDPB è processing e infatti trattamento. Dunque, magari quando mi stancherò un po' dirò delle cose in inglese, allora voglio chiedere scuse da immediatamente. Allora, nel prossimo slide. Ok, allora, avete citato già questo nell'uno dei vostri interventi. Il GDPR allora, c'era già una legge prima del regolamento, c'era una direttiva, ma la ragione perché abbiamo nel 2012 proposto una legge unica, dunque il regolamento, erano per varie cose. Uno è per armonizzare e semplificare. Nel fare questa semplificazione, il GDPR usa, questa è l'ultima frase, l'approccio basato sul rischio. Infatti, un principio cardinale del regolamento, che è molto importante per chi sta lavorando con i dati, è questo approccio basato sul rischio. Cosa vuol dire? Anziché imporre pesanti obblighi applicabili indistintamente, le norme adatteranno gli obblighi ai corrispondenti rischi. Dunque c'è una proporzione tra rischio e obbligazione. Dunque questo è importante. È vero che in questa conferenza siamo nell'ambito sanitario. Dunque il rischio, come già detto prima, è alto. Dunque se il rischio è alto, gli obblighi sono alti. Ma anche se gli obblighi sono pesanti, c'è, e voi state dimostrando oggi con l'adozione del codice, degli strumenti che aiutano a fare questa compliance in modo impeccabile. E l'altro slide per favore. Ok, allora, questo è solo per essere un po' chiari, chi fa cosa nel regolamento. C'è la commissione che è il custode dei trattati, dunque se c'è un'infrazione normativa nell'applicazione delle leggi, la commissione entra là. Poi ci sono altri ruoli politici che sono scritti là, ma per fini di questa relazione non c'è bisogno di enfatizzare gli altri. Poi c'è l'autorità, la Data Protection Authority, dunque l'autorità a livello nazionale, e poi c'è il comitato, l'IDPB, al livello europeo. Infatti le linee guida che c'erano prima ben spiegati sono un sorso, sono delle linee guida che hanno fatto qua a Bruxelles, e il comitato raggruppa tutti i DPA, tutti i comitati di ogni Stato membro. E là il ruolo è la sorveglianza e l'assicurazione dell'applicazione del GDPR. Dunque il regolamento
è fatto a Bruxelles, ma è assicurato in Italia dal Data Protection Authority, dunque dall'autorità. Dunque è vero che esiste nel livello europeo, ma l'applicazione, abbiamo visto oggi, l'autorità ha un ruolo importantissimo, perché è l'autorità nazionale, in questo caso l'autorità italiana al privacy, che assicura l'applicazione. Poi c'è anche il ruolo del DPO. Il DPO lui ha un ruolo importante perché nella specifica azienda ha il ruolo di informare e fornire consulenza al titolare del trattamento. Dunque vediamo che c'è una scaletta quello che diciamo in inglese grassroots, quello che è più vicino al DPO, poi c'è il comitato, poi c'è l'autorità e poi c'è il comitato. Dunque ci sono delle varie livelli di competenza di autorità. L'altra slide, per favore. Allora, voi avete già citato i legal grounds, dunque i basi legali per fare un trattamento nell'ambito sanitario. Normalmente è sempre una legge. Il primo relatore ha spiegato bene l'importanza della legge, come si deve fare la legge. No. E qua quella cosa che voglio presentare con questo slide sono i principi. E perché? Perché tutti questi principi, dunque i primi, la laicità, correttezza, trasparenza, la limitazione della finalità, la minimazione dei dati, l'esattezza, la limitazione della conservazione e l'integrità e riservezza sono dei principi che esistono da tanto tempo. In più, tutti questi principi devono essere rispettati da chi sta trattando i dati. Dunque, tutto questo in italiano nella legge c'è responsabilizzazione, il principio della responsabilizzazione. Ma visto che ora è anche di moda utilizzare la terminologia accountability, infatti questo è. Dunque chi tratta i dati deve essere accountable, deve rispettare tutti questi principi che sono indicati in questo slide. Dunque l'importante è sapere e conoscere i principi e che chi sta trattando i dati personali è responsabile, lui ha l'accountability, deve rispettare questi principi. Next slide, please. Allora, il regolamento è vasto, ha più di 97 articoli, è diviso fra due capitoli importanti. Ci sono ci sono più capitoli, ma 2 capitoli importanti per fini di questa relazione. Uno è i diritti dell'interessato e l'altro è gli obblighi di chi sta trattando i dati. Allora, nella parte dei diritti dell'interessato ci sono degli obblighi scritti per chi sta trattando, per il titolare, per quello che sta trattando le dati. La trasparenza e modalità è informazione da fornire. Questi due obblighi sono importantissimi. Perché? Perché voi avete citato bene un esempio, no? Uno che va in un albergo a Roma e il giorno dopo che fa il checkout riceve molte spam da questo hotel. Dunque, quello non si deve fare, perché nella trasparenza modalità e nella informazione da fornire ci deve essere scritto cosa si può fare e non fare con i dati. Dunque c'è l'obbligo sul titolare di fare in modo trasparente nel suo privacy policy cosa si può fare o non si può fare con i dati dell'individuo.
Next slide, please. Allora, qua l'informazione, quello che stavo dicendo prima, cioè ci sono l'informazione che il titolare deve fornire all'interessato, dunque l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento. Nel caso ci fosse un DPO, il contatto del DPO. La finalità del trattamento è la base giuridica, gli eventuali destinatari, il periodo di conservazione, i diritti dell'interessato, l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, l'articolo 22. Dunque, quando il titolare sta trattando la nostra data, prima ancora deve fornire tutte queste informazioni. Dunque, là si può capire se l'albergo aveva o no il diritto di mandarci delle immondizie nel nostro inbox. Next slide, please. Allora, ora entriamo nel vivo della relazione. Siamo nel capitolo degli obblighi per il titolare del trattamento. Nell'introduzione ho spiegato che l'accountability vuol dire la responsabilità del titolare del trattamento. Abbiamo anche detto e sottolineato il rischio, l'approccio basato sul rischio. E qua vediamo infatti nell'articolo 24 l'attuazione di questo obbligo. Perché? Perché l'articolo 24 dice questo: tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dunque qua avete in 5-6 righe cosa vuol dire l'approccio basato sul rischio e nello stesso tempo il principio dell'accountability. Perché? Perché da un lato dobbiamo tenere conto della natura, dell'ambito di applicazione, della finalità, dei rischi che il trattamento può avere per i diritti e le libertà delle persone fisiche, e dopo aver fatto questa constatazione il titolare deve mettere in atto misure tecniche e organizzative. Facendo queste misure tecniche e organizzative, il titolare così può dimostrare la compliance. Dunque, ma come si può fare questo? Come si può dimostrare la compliance? Il codice che voi avete fatto oggi è un esempio. Vi darò gli altri strumenti, facciamo un po' velocemente gli altri strumenti che si può fare. Già ora, e questo era sottolineato già prima dagli altri relatori, esistono delle tecniche come la pseudonimizzazione, la cifratura, l'importanza di avere dei sistemi di resilienza. Dunque, tutti questi sono delle tecniche scritte e indicate dal GDPR per dimostrare la compliance. Next slide, please. Infatti ora, qua c'è un elenco di cosa troviamo nel GDPR. Infatti, questo era tutto musica per me. Ho passato 2 ore davanti allo schermo e sentendo cosa avete fatto voi. Era tutto eccellente, perché finalmente la cosa più importante è è il seguente. Più tutela per l'interessato, obblighi più chiare, più fiducia. Dunque, l'obiettivo finale del GDPR, abbiamo fatto 4 anni di negoziazione, 2 anni di implementazione, ora è in applicazione da un po' meno di 3 anni, ma finalmente in tutto ciò l'importante era la fiducia dell'interessato che il titolare sta facendo le cose in buone maniere e il titolare
che ha la fiducia dell'interessato che può continuare a svolgere il lavoro. Il codice che voi avete fatto è l'attuazione di tutto questo elemento di fiducia. Dunque, bravi davvero, perché mi piace vedere questo qua da Bruxelles che voi avete fatto tutta questa attuazione. Allora, per fare un'altra volta nella presentation, ci sono questi punti, dunque la protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita. Dunque questi sono i principi by default and by design, che spiegherò un po' più tardi. La figura del DPO, le DPIA, dunque la valutazione di impatto sulla protezione dei dati, la notifica di una violazione dei dati personali, i codici di condotta e certificazione, e in tutto ciò c'è l'importanza della cooperazione con l'autorità di controllo. Dunque, la cosa che farò nei prossimi slide è di un po' amplificare tutti questi concetti che si trovano nel regolamento. Next slide, please. Allora, i principi, obblighi per il titolare del trattamento. Allora, se leggete il regolamento, per chi non lavora nella data protection può essere un po' pesante, voglio solo segnalare che c'è sempre questa frase: tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura e dell'ambizione di applicazione, del contesto e della finalità, come dei rischi. Questa è una frase che si ripete molte volte. Perché? Perché da un lato c'è questo approccio a rischio, dunque dipende da tutti questi parametri, ma qua la cosa che è importante è sin al momento di determinare i mezzi del trattamento, sia all'atto del trattamento stesso. Dunque, by design, dunque nel disegnare un nuovo sistema o il sistema vecchio deve essere disegnato da un modo che ci sono questi rispetto per la protezione dei dati. Dunque questo è il concetto importante che ogni titolare deve prendere in mano. Quando sta creando un sistema deve tenere in mente l'importante di fare la principle of data protection by design, dunque sino da già all'inizio di determinare i mezzi di trattamento, dunque dal design phase. Data protection by default è il secondo bullet point che ci sarà, dunque il sistema deve per impostazione predefinita, dunque avere by default, dunque sempre là, l'importanza della protezione dei dati. La prossima slide, per favore. Allora, nel caso che le cose non vanno bene, nel caso che c'è una violazione, un data breach, ci sono due scalette da fare, e questo è l'attuazione del risk-based approach, l'approccio basato sul rischio. La notifica di una violazione dei dati personali all'autorità, ma nel caso che la violazione, la data breach, è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare deve contattare sia l'autorità e sia le persone fisiche. Ci sono delle modalità, dunque se ci sono 1 milione di persone sulla database si può fare un annuncio pubblico, dunque c'è intorno nel GDPR del modus operandi come si può fare questa pubblicità alle persone fisiche in caso di violazione di rischio elevato, ma volevo solo sottolineare con questo slide l'ambito basato, l'approccio basato sul rischio. Dunque, se il rischio è grave, notifichi sia l'autorità che la persona fisica. Next slide, please.
Allora, il Data Protection Impact Assessment, la valutazione di impatto sulla protezione dei dati. Sappiamo della valutazione di impatto ambientale, sappiamo dell'impatto del traffico sulla regione, ma qua, e questo è anche importante, è questa anche l'attuazione del Data Protection by Design, nel disegnare se il trattamento presenta un rischio elevato, si deve fare questa valutazione di impatto. Questo magari può essere concepito come un peso per il titolare, ma infatti non è così, perché quando tu fai la valutazione, sai quanto è il rischio. E nel caso che c'è un rischio elevato, c'è l'obbligo di consultare l'autorità. L'autorità non è là per bloccarvi, l'autorità è là per aiutare. E questo è tutto lo spirito del GDPR. E c'è questa collaborazione che dà finalmente più fiducia. Dunque, questa valutazione di impatto è importante perché vi aiuta a sapere se quello che voi volete fare sia compliant o no. Nel caso che il risultato vi dica che non è compliant o c'è questo un po' rischio, c'è il rischio c'è un rischio elevato in assenza di misure adottate, allora contattate l'autorità. Prossimo slide, per favore. La figura del DPO. Dunque, la figura del DPO è molto importante. Un'altra volta, vi annoio sempre con questo approccio basato sul rischio, ma il DPO non è obbligatorio. Il DPO è obbligatorio solo nei 3 casi che ho scritto qua, che voi potete trovare nel regolamento. Dunque, il DPO è molto importante, ha compiti molto importanti, è nell'ambito sanitario, sia perché il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica, sia perché l'attività principale del titolatore su larga scala convolge categorie particolari dei dati dei personali, c'è bisogno. Ma anche qua il DPO vi aiuta, non è sempre obbligatorio, ma è obbligatorio in questi 3 casi che ho segnalato qua e che voi potete trovare nel regolamento. Dunque, sì, parlate, il titolare è meglio avere un DPO per il titolare, è meglio prendere contatto col DPO da prima e parlare col DPO, perché poi il DPO può anche interagire con l'autorità, visto che il DPO conosce bene il regolamento. Prossimo slide, per favore. Allora, il codice di condotta e certificazione. Oggi voi questa mattina avete discusso a lungo i codici di condotta, avete ben spiegato come si fa, cosa si può fare, come si deve implementare. Voglio solo dire bravi a tutti voi che siete coinvolti in questo lavoro, perché avete dimostrato che quando c'è la volontà di fare le cose bene, si può fare anche nell'ambito del regolamento che c'è dal 2018, dunque bravissimi. Poi voglio anche sottolineare che ci sono altri strumenti nel regolamento, le norme vincolanti di impresa, quelli che noi diciamo standard contractual clauses. Dunque, le politiche in materia di protezione dei dati applicate da un titolare del trattamento responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolatore in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune. Sappiamo che oggi c'è la globalizzazione, ci sono
delle società multinazionali, questo standard contextual clauses, queste norme vincolanti d'impresa, sono là per aiutare l'aspetto economico di un'azienda che coinvolge un'attività economica sia nell'Unione Europea sia fuori dall'Unione Europea. Next slide. Infatti questo era l'ultimo slide. Vi ringrazio molto per l'ascolto. Non mi stancherò di ripetere che voi avete fatto un grande lavoro, avete attuato la parte integrale del regolamento. Vi dico complimenti davvero. Grazie. Grazie a lei, dottor Ciliberti, per questa sua posizione così articolata, così completa, ma soprattutto complimenti per la sua conoscenza della lingua italiana. Evidentemente abbiamo dei mezzi televisivi che raggiungono molto bene Malta. Complimenti veramente. Siccome avremo intenzione poi di fare in presenza una presentazione dei vari codici, vedremo se ci saranno altri codici di questo tipo a Venezia, la invitiamo fin d'ora a venire nel Veneto e a Venezia in modo da vivere la magia di questa città. Grazie ancora veramente e l'aspettiamo. Siamo così giunti alla fine di questa giornata, è una giornata intensa per l'importanza anche, devo dire grazie all'importanza di tutti i relatori che sono stati molto, molto efficaci, hanno fatto degli interventi molto articolati, molto, molto importanti. Grazie a tutti, grazie anche a coloro che magari ci hanno avuto la pazienza e la bontà di seguirci sul sito dell'azienda Scaligera o anche sui social, veramente. Vedremo, questo è il primo codice di condotta che è stato elaborato in Italia, ma che è partito dall'azienda sociosanitaria Scaligera del Veneto, è stato validato anche, è stato recepito dalla Regione Veneto, quindi a questo codice dovranno tenersi tutte le realtà territoriali della Regione, ma dobbiamo anche dire che a questo codice potranno aderire anche tutti gli organismi sanitari pubblici che avanzeranno un'apposita istanza alla Regione Veneta. Con questo auguro a tutti una buona giornata, un buon proseguimento e grazie a tutti.